19:28, la buonasera a tutti dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio, ben sintonizzati su hockeycortina.it per lo streaming di questa sera del match casalingo della Afro, la Hockey Night sulle frequenze di Radio Cortina anche a breve. Intanto, per chi si è collegato al sito di Cortina.it, andando semplicemente a destra e cliccando sul appunto la casellina streaming, può vedere il match di questa sera, un match molto importante. Ma prima di tutto sono le 19:28, 6 febbraio 2021, 1 minuto e 30 all'inizio del match. La buonasera a tutti da Luca Zenicelli, e qui accanto a me Mario Pizzamore. Buonasera Luca, buonasera a tutti quanti. Mario, buonasera anche a te, buonasera a tutti i telespettatori del match questa sera, chi ci ascolta anche dall'Austria, dalla Germania e chi soprattutto dall'Italia, chi segue i colori bianco-blu per una settimana questa intensa che è iniziata molto bene con una vittoria della Afro martedì sera contro Lubiana, vittoria solo all'overtime, forse il giusto premio, 3 punti forse sarebbero stati troppi per un Cortina che ha fatto comunque molto meglio degli sloveni, ma alla fine si è andato all'overtime con un Cortina che avanti 2-0 durante la prima frazione, poi piano piano il Lubiana è riuscito a rimontare fino ad arrivare a 1 minuto e mezzo dalla fine, 2 minuti poco più al recupero proprio del pareggio. Si è giocato l'overtime e dopo 15 secondi Cazzola ha messo il pack in rete, quindi il Cortina si è aggiudicato la posta in palio, non intera, solo 2 punti come sappiamo all'overtime, 1 punto agli avversari. Abbiamo visto i risultati del giovedì dove il Cortina non ha giocato molto interessanti, Mario, nella Alps Hockey League, che fanno anche bene al Cortina con partite che hanno avuto degli esiti alquanto imprevisti, come il Fassa che è andato a vincere a Lustana, complimenti ovviamente ai Ladini, il Salisburgo che vediamo sul ghiaccio e sta entrando in questo momento, che ha vinto in casa con il Valpusteria, e poi abbiamo altre cose interessanti dalla settimana scorsa. E intanto sta arrivando Salisburgo che giocherà in maglia bianca, pantaloncini rossi dalla sinistra verso la destra dei vostri teleschermi e in maglia blu e casco bianco dalla destra verso la sinistra il Cortina. Lo vediamo nelle immagini, stanno entrando i giovani Red Bull Salzburg Junior. Mario, riesci a ragguagliarmi su qualche risultato la settimana scorsa? Ho già detto tutto, penso quello che è importante. Guarda, sì, se vuoi velocissima, certo, grazie, carrellata Mario. Dei risultati di giovedì. Felkirk Vipiteno 2-7, sì, anche qui risultato a sorpresa. Esatto. Lustenau Fassa 1-3, Jesenice Kitzbühel 5-1, Gardena Bregenzerwald 2-1. Eh sì, tutti risultati abbastanza a sorpresa che vanno a accorciare un po' la classifica. Ricordo la formula di questo campionato: a fine marzo si arriverà alla fine della stagione regolare, quindi con un Cortina che deve come obiettivo, ha sicuramente un posto tra le prime 4, obiettivo molto molto difficile, anche se cominciano un po' a perdere qualcosa, soprattutto come idea di poter accedere tranquillamente alle prime 4 formazioni, come Valpusteria che sta perdendo ha perso il terreno, ma ovviamente è presto per parlare, è uscita dalle semifinali scudetto, quindi una squadra che potrebbe tornare anche in gioco. E poi la formula ve la racconteremo, ma prima di tutto con la rinnovata buonasera sul hockeycortina.it per lo streaming, salutando i nostri cameraman e il nostro regista, le formazioni di questa sera. Mario. Allora, come al solito, caro Luca, partiamo per dovere di ospitalità proprio dal Salisburgo. Prima linea e portiere tutti tedeschi: Bugel fra i pali, Fischer, Zuber, Borzecki, Leonhardt e Lutz in prima linea. Lutz da tenere d'occhio. Sì. Rattensberg, Menner, Zimmermann, Thaler e Rebernig i ragazzi della seconda linea. Steffler, Horl, Mayer, Pronin, Eam terzo blocco. Schweiger, Necesani, Heigel e Polegoshko la quarta linea. Ecco, non hai avuto un compito proprio facilissimo nella lettura delle formazioni, Mario, ma ti sei comportato come sempre molto bene, perché tanti tedeschi, tanti anche dalle origini chiaramente dell'est, ci sono giocatori di doppia nazionalità e giocatori comunque che fanno parte di questa accademia che ovviamente va avanti da anni, ed è il serbatoio ovviamente del Salisburgo che gioca in Ice Hockey League e di quello che gioca anche in Del tedesca. Eh sì, ragazzi giovanissimi, austriaci, tedeschi, un bielorusso e un americano, per pura curiosità. Benissimo. Se vuoi veniamo alla formazione della Afro Cortina, sì, certo, che Mario non cambia di molto, e schiera De Filippo in porta, primo blocco ormai collaudato con Phil Pietroniro e Vainonen i 2 difensori, Chal Pietroniro, Cazzola e Giftopoulos i 3 attaccanti. Seconda linea con Emanuele Larcher e Luca Zanatta sulla linea difensiva, De Zanna, Dami Sanna il blocco d'attacco. Terza linea con Mike Zanatta e Max Cordiano in difesa, Barnabò, Moser, Alverà in attacco.
quarta linea con Pancera, Vallazza, Zanatta Alessandro, Noà Zardini Lacedelli e Davide Faloppa. È iniziato il match all'Olimpico con le immagini che vi fanno subito seguire la partita con l'ingaggio vinto dal Salisburgo, subito un open eye check di Vainonen che fa sentire i suoi chili, ma attenzione però alla freschezza del Salisburgo, alla loro bravura che sarà sostanzialmente quella di avere una squadra giovane che pattina molto con diversi talenti nel roster, anche se giovanissimi. Comunque occasione subito per Cortina, per un chat, anzi un film Pietonino che mangia subito e si divora l'occasione principe di questi primi 20 secondi. Poteva essere già un Cortina in vantaggio, gran costruzione da parte dei suoi compagni di linea, ovviamente un Cortina che deve comunque non sottovalutare una squadra che non è assolutamente da sottovalutare, perché comunque veleggia nelle prime posizioni del campionato, in quarta posizione se non vado errato, quindi ha tutti i meriti per essere lì, anche se è una squadra, come abbiamo detto, giovanissima. Il più anziano, diciamo così, il meno giovane è un classe 98, circola molto bene qua il pack, il Cortina ancora trova un'altra occasione splendida con Marco Sanna, tutto fatto molto bene da Pezzani, che devono giocare, secondo me. Mario conferma, anche tu se potrebbe essere la tua ipotesi, idea di tattica Pezzana, giocare sempre aggressivi, molto fisici, farsi sentire, intimorire anche i giovani ragazzi di Salisburgo per non lasciare modo a loro di poter giocare con la loro quantità di pattinaggio e di aggressività. Hai detto tutto benissimo, squadra del Salisburgo molto giovane, quindi tra le qualità sicuramente intensità, pattinaggio, grinta, voglia di farsi vedere. Per chi ha negli occhi il Salisburgo della prima stagione di Alps se lo può tranquillamente scordare, si può togliere quell'immagine dagli occhi. Il Salisburgo è quinto, non è più assolutamente la squadra Materasso delle prime stagioni. Ci sono già delle penalità, se non sbaglio. Mario, vediamo le decisioni. Marco Sanna che ha avuto a dire qualcosa con un giocatore austriaco, anzi non è Marco Sanna ma è... No, il fallo è del giocatore austriaco. Marco Sanna è il giocatore che l'ha subito, semplicemente faceva vedere all'arbitro, secondo me, una perdita di sangue. Ronny De Zanna per il Cortina. Sanna ha subito il colpo e perdeva sangue, secondo me voleva far vedere agli arbitri, perché di solito da regolamento in caso di sangue anche involontario i minuti si raddoppiano. Esattamente. Giocati 1 minuto e 34 secondi all'Olimpico, Salisburgo 0, Cortina 0. Siamo live sull'Hockey Night di questa sera, a breve saremo anche sulle frequenze di Radio Cortina per chi ha più piacere o più facilità a seguirci solo sulla radio. Break per Dreo Moser, bravo Cordiano a recuperare un pack. Dreo Moser si comporta bene, poi cerca un disco al centro per Tommaso Verà, si gioca in 4 contro 4 all'Olimpico dopo solo 2 minuti. Arriva anche la conclusione con la deviazione di Tommaso Verà, caricato le spalle, riesce a uscire con l'ausilio di Moser che poi sbaglia tutto, regala un break agli avversari. Soluzione non impeccabile qui di Moser, che avrebbe permesso sì al suo giocatore di trovare il tempo, lo spazio per il tiro, ma era già chiuso dall'avversario. Tommaso Verà le finte, anzi prova subito il tiro, conclusione non male, va subito ad impensierire comunque il portiere ma tenere alto il pack. La ripartenza del Salisburgo, una giornata piena, attenzione al break però, è un 2-1, il pack al centro per un Cortina che adesso se lo va a riprendere con Moser che si attarda un po' sull'assistenza volante di Giftopoulos, un po' stanco forse dal cambio Moser, perché ovviamente qua si sta giocando in 4 contro 4, quindi si è speso un po' Moser, non è arrivato con lucidità e freschezza sull'assistenza volante di Giftopoulos, che voleva sicuramente un tandem in quell'occasione. Cazzola rischia moltissimo qui, alla fine bravo Vainonen a recuperare il pack, ancora in 4 contro 4 per 30 secondi circa. Cazzola rischia anche qui un pochino, si allunga un po' troppo il pack. Film Petroniro, non perfetto il Cortina che ha iniziato bene in 5 contro 5, adesso in 4 contro 4 sta avendo un po' di problemi di ordine tattico. Ecco Lutz, uno dei giocatori da tenere sicuramente sott'occhio anche per la sua tenerissima età, è un classe 2004, già qualche apparizione anche con la prima squadra del Salisburgo in Ice Hockey League, la vecchia diciamo defunta Ebel. Passati 3 minuti e mezzo, torneremo a giocare in 5 contro 5 tra pochi secondi e chiederei a Mario di avere un aggiornamento anche degli altri campi, soprattutto delle partite iniziate, e vedere com'è il calendario questa sera, che mi sembra abbastanza completo in Alps Hockey League. Sì, giocano praticamente quasi tutte le squadre. Ad Asiago il match è già a fine primo tempo, 3-0 per l'Asiago contro il Lustenau. In vantaggio il Bregenzerwald in casa contro il Renon 1-0, partita appena iniziata come qui all'Olimpico, così come a Fassa e a Vipiteno ancora 0-0 tra Fassa e Linz
e Vipiteno e Kitzbühel. Ricordo, il Linz sta giocando questa sera a Fassa, poi si fermerà a dormire direttamente da queste parti e domani sarà ospite alle 17:30 qui all'Olimpico. Sì, perché torneremo domani qui all'Olimpico con la Hockey Night sulle frequenze di Radio Cortina, su hockeycortina.it per la diretta streaming alle 17:30. Ovviamente orario molto inedito, ma per quale noi sicuramente parteggiamo anche soprattutto nel momento in cui speriamo presto si possa tornare a giocare con il pubblico, un orario domenicale, quello che insomma già consolidato in tanti campionati europei, soprattutto come quello tedesco, austriaco, e quindi un orario che ci piacerebbe vedere anche nel momento in cui si tornerà a giocare appunto con le porte aperte. Domani c'è la concomitanza, Mario, con l'orario delle 17:30, perché c'è un altro evento importante giustamente da ricordare per quanto riguarda Cortina. Alla stessa ora, Mario, tu so che eri indeciso se venire ad aiutarmi qui in Radio Cronaca oppure presenziare, ma non fisicamente, ma guardartela da casa, appunto la cerimonia di apertura dei mondiali, giusto Mario? Sì, domani inizia questa 2 settimane splendide di mondiali qui a Cortina. Saremo sotto gli occhi di tutto il mondo e sicuramente Cortina farà la sua splendida figura. Nuova a prendersi questo pack, Noa Zarina Cedelli con il primo cambio della quarta, cerca di saltare l'opponente, poi c'è il raddoppio, gli soffiano il disco gli avversari che ripartono in posizione molto veloce, è un 4-3, attenzione alla conclusione, para Marco De Filippo senza problemi, però comunque deve contenere il pack sulla sua pinza e dare l'ingaggio agli avversari che sono ripartiti in contropiede. Non sviluppata bene la manovra del Cortina, perché lanciato sì Noazani e Cedelli, però sul ritardo del cambio è stato lasciato da solo con un cambio in ritardo che poi comunque ha subito il contropiede avversario immediatamente. Sì, velocissimi i ragazzi del Salisburgo anche nel cambio di fronte di gioco, e bisogna stare attenti proprio alla loro velocità e alla loro freschezza. Anche se il Cortina era partito benissimo nei primi 2 minuti, due occasioni colossali, prima per Phil Pietroniro, poi per Sanna, praticamente da soli davanti al portiere ospite. Cortina è sotto pressione adesso un pochino con i ragazzi della linea austriaca, vediamo anche di chi si tratta effettivamente, Mario. Questo è il blocco austriaco che adesso probabilmente andrà a cambiare, perché il Cortina commette l'errore forzato di andare in icing, quindi liberazione vietata, ci sarà un ingaggio in zona per gli Ampezzani in zona difensiva. E intanto i giocatori austriaci si preparano adesso a spingere sulla quarta ampezzana, vediamo quale risultato avranno, tanto tutto da rifare al face off. In realtà, se non sbaglio, anche il Salisburgo è rimasto sul ghiaccio con la sua quarta linea, sicuramente sotto gli occhi abbiamo il numero 43. Sì, è vero. Detto ciò, non hanno sfruttato quell'icing dove il Salisburgo avrebbe potuto cambiare, il Cortina no, ma tant'è. Ingaggio ancora vinto dal Salisburgo, pressione in zona, lo scambio, arriva un'altra conclusione, si dimenticano un po' l'uomo libero qui davanti gli Ampezzani, un alto tiro para Marco De Filippo, probabilmente la quarta linea adesso coglierà l'occasione di andare a cambiare, ha subito un po' il break, ma è tutto nato da un passaggio lungo e, come abbiamo raccontato in precedenza, rivediamo nel replay che vi offre la regia di hockeycortina.it, la conclusione non impegnativa che comunque riesce a dare quell'aiuto agli Ampezzani a giocarsi adesso una situazione diversa con un ingaggio in zona, ma con uomini freschi. Ingaggio perso però, vinto la Cortina, ma ha perso il pack da Vainonen, pericolo, gol è nell'aria, ma ovviamente prima di andare con il pack in fondo alla rete ce ne deve passare, ma la pressione si fa alta degli austriaci che stanno un po' hanno alzato decisamente baricendo, vedendo il Cortina un pochino in difficoltà. Barnabò, passaggio alto per Tommaso Alverà, Vainonen. Come diceva bene Mario, prima Cortina aveva iniziato bene, subito due occasioni importanti, poi nel momento in cui si è iniziato a giocare in 4 contro 4 e subito dopo il Cortina ha iniziato decisamente a subire un po' troppo, non ci sono state occasioni importantissime, ma comunque il Salisburgo fa sentire la sua pressione, questo che il Cortina non deve subire, la pressione atletica, fisica di una squadra che gode ovviamente di un'età media veramente bassissima e quindi capacità di pattinaggio, forza fisica e entusiasmo sono le armi migliori di questa squadra. Nel frattempo ci colleghiamo anche con Radio Cortina dopo aver finito
lo spot pubblicitario. La buonasera anche a tutti i radioascoltatori di Radio Cortina. Luca Zagnacellari, ciao Mario, benvenuto anche tu questa sera sulle frequenze di Radio Cortina come sempre. Buonasera Luca, buonasera a tutti i radioascoltatori. È iniziato il match qui all'Olimpico tra Cortina e Salisburgo da 6 minuti e 30 secondi, risultato di 0-0. Per chi non era appunto connesso sullo streaming e chi si è collegato adesso sulle frequenze radio, vogliamo ricordare come Cortina ha iniziato bene la partita, ma da qualche minuto sta subendo un po' la manovra degli austriaci, delle lattine della Red Bull Salisburgo Academy. 7 minuti trascorsi, scarsi, 0-0, poche occasioni, decisamente, a parte quell'inizio così spumeggiante del Cortina. Cortina ha iniziato un pochino a sedersi nel suo terzo e a subire un pochino la manovra degli austriaci. Buono qui Larcher, il suggerimento verso Chad Pietoniro con rovescio del bastone, poi riprova a infilare in mezzo alle gambe e niente, il suggerimento di Larcher è stato veramente molto invitante. Qui si addormenta un po' sulla blu, però non è perfetto il suo attaccante. Alla fine c'è una penalità, arriva anche il tiro di Cazzola, parato, deviato, arriva il primo power play. Penalità nettissima, praticamente abbracciato al collo, se non sbaglio proprio Cazzola dal difensore austriaco, quindi 2 minuti che ci stanno tutti. Pochi secondi prima, bellissimo il suggerimento di Emanuele Larcher coi tempi giusti a Chad Pietroniro, che ancora una volta non è stato freddo in un 1 contro 0 davanti al portiere ospite. Comunque Cortina che adesso avrà 2 minuti con l'uomo in più. Arriva proprio a basso questa penalità ai danni del Salisburgo, in quanto Cortina può uscire un po' da qualche minuto di torpore e soprattutto spostare di nuovo il proprio baricentro e avere l'occasione per andare a segnare. Vediamo se così accadrà per un power play che va a fasi alterne. Nell'ultima partita in casalinga con Lubiana ha funzionato. Il tiro di Pietoniro parato senza problemi dal portiere tedesco del Salisburgo. Conclusione visuale aperta per lui, però insomma parata plastica è bella. Sì, Phil Pietroniro che si va a piazzare in power play, come si rivede anche nel replay, sulla sua mattonella preferita. Da lì come al solito scarica un numero infinito di one timer, in questo caso para bene il portiere austriaco. Si va in ingaggio ancora, vinto da Cazzola, con lo scarico sulla blu per un Cortina che prova a girare il pack, non in maniera però perfetta. Vediamo se riesce a recuperare il pack. Qui Chad Pietoniro nell'angolo alla destra del portiere estremo, dell'estremo difensore. Giftopoulos cerca Cazzola al centro, troppo difficile però trovare un corridoio, regala una possibilità di break in penalty killing agli austriaci, se ne va molto bene, Santa anche Luca Zanatta, porta il disco verso quasi l'interno, bella manovra qui degli austriaci per la ripartenza di Cazzola, il suo deck del bastone sul disco, sempre preciso e pulito, e poi la deviazione che non arriva di Luca Zanatta, suggerimento di Giftopoulos, che fa un po' da faro in questo power play statico, ma riesce a distribuire il pack. Cazzola per Phil Pietoniro cerca una soluzione interna ma ancora poco precisa, aveva pensato al tiro, poi ha visto che la traiettoria era difficile da trovare. Giftopoulos ancora 40 secondi di power play a Pezzano, special team ancora decisamente un po' troppo sul ghiaccio, forse non ha avuto neanche il tempo di cambiare. Ovviamente quando sei in fase offensiva così è impensabile andare a cambiare. Cazzola, Giftopoulos, e penso che si godranno tutta la situazione di power play in più. Anche qui la stanchezza si fa notare sulle braccia di Giftopoulos e arriva il secondo special team con Vainonen che si scontra con il capo arbitro, poi riparte di gran carriera, rischia un pochino, riesce a allungare verso Zanatta, largo verso Sanna, il tiro di Sanna, e qui non rivediamo neanche lo secondo special team, vediamo direttamente la seconda linea sul ghiaccio, almeno quello di cui avevamo presente nell'ultima partita con Adami, De Zanna e Sanna. Sì, praticamente primo cambio di power play che è durato 1 minuto e 35, ovviamente quando sei col disco in zona e lo fai girare difficilmente hai l'occasione di cambiare, quindi nuovamente cambio lungo, adesso mancando una ventina di secondi Ivo Maachka ha mandato sul ghiaccio la seconda linea. Marco Sanna, aggiramento della gabbia sulla blu per Mike Zanatta, controllo difettoso ma riesce a tenere dentro il disco in zona. Adami fa scorrere verso De Zanna dietro la gabbia, De Zanna ancora sulla blu, Cordiano, passaggio che non arriva proprio preciso, Cordiano ha un po' di difficoltà nel controllo, poi il suggerimento a ritroso non è neanche questo tanto perfetto. Zanatta deve difendersi qui perché arriva anche il raddoppio degli austriaci, bravo Cordiano e brava la manovra difensiva del Cortina a riuscire a supplire questa aggressività del Salisburgo. Adami verso il centro, Sanna, anzi De Zanna, Adami nel recupero del pack,
si lavora sui bullying di sinistra, disco portato fuori, Cortina c'è, e ricordiamo, al di là di tutte le belle parole che abbiamo speso nei confronti di Salisburgo per l'età, per una squadra che comunque è una realtà societaria forte di uno sponsor ovviamente che ne rende possibile tante operazioni di marketing e non solo, anche di ovviamente in futuribili, come il progetto guarda ovviamente sempre a una crescita del proprio vivaio, ma con giocatori non solo austriaci in questo caso, visto che l'internazionalità del progetto. Il Salisburgo comunque è quarto in classifica, è una squadra che comunque al di là di tutto, al di là anche della forse inesperienza, è una squadra che ha fatto male a diverse formazioni quest'anno e Brunico, Valpusteria non è la prima né l'ultima. No, una squadra molto forte, tanti giovani forti, già l'anno scorso aveva dimostrato di essere assolutamente a livello del campionato, tanto è vero che aveva raggiunto, se non sbaglio, le semifinali. Sì. 2 anni fa. Sì, chiaramente l'anno scorso il campionato è stato interrotto, certamente. E quindi tutto un altro Salisburgo rispetto a quello della prima stagione. Il progetto è cresciuto, i giovani anno dopo anno sono migliorati, è migliorato anche il mercato di riferimento, quindi è una squadra assolutamente all'altezza. Sì, forse il progetto, decisamente il progetto di seconde squadre che ci sono nella Hockey League più credibile, perché comunque appunto visto il raggiungimento di risultati è quello che è stato provato poi da Vienna l'anno scorso ma è fallito subito in una stagione, da Linz e Klagenfurt che comunque tengono vivo il loro progetto simile appunto a quello del Salisburgo, con tanti giovani appunto che vanno un pochino poi a cercare di trovare l'esperienza per fare il salto nella prima squadra, con risultati decisamente diversi quelli di Klagenfurt e appunto Linz, che poi conti alla fine questo chi lo può dire, in effetti il risultato finale per una squadra che è una squadra satellite alla fine. Sì, sicuramente il progetto più solido e i risultati delle altre diciamo pari progetto di Klagenfurt e Linz non sono neanche minimamente paragonabili. Ancora adesso le quarte linee sta subendo un po' quella Ampezzana che non è proprio nella sua completezza. Barnabò rimasto sul ghiaccio, non riesce a cambiare perché Salisburgo sta girando veramente molto bene, arriva vicino al gol adesso, è bravissimo Marco De Filippo qui a chiudere. Zenia Cilerio le riesce a liberare in qualche maniera, ma il Salisburgo si recupera subito il terzo, un errore individuale qui porta il disco sull'esterno, ma ancora la pressione rimane altissima dei giocatori della squadra di Wolfgang Amadeus, della città di Wolfgang Amadeus Mozart, che pattinano moltissimo e giocano molto, veramente sullo stretto, molto bene. Arriva anche un'altra conclusione, ancora un Cortina sotto pressione. Adesso deve mettere fuori qui Barnabò, allontanare il puck più possibile senza incorrere nell'icing. E fa bene perché era un minuto di grande hockey da parte austriaca. Sì. Fraseggi velocissimi, il Cortina ci ha capito poco, stanco anche sulle gambe, grandi occasioni per il Salisburgo, bravo De Filippo a metterci una pezza in un paio di occasioni. Cortina sta rischiando un po', sembrava fosse uscito da questa situazione, ma ancora un cambio non perfetto della quarta che subisce i pari linea della formazione avversaria, che adesso probabilmente vanno a cambiare. Vedo il capitano sul ghiaccio, vedo Zimmerman che mi pare non fosse referto nel primo blocco, Thaler e Zaniacelli l'ingaggio, tutto da rifare anche qui. L'ingaggio era vinto da Cortina in questo caso. 7,52 al termine, 0-0 risultato tra Cortina e Salisburgo. E poi Mario credo sia veramente strano, anche perché alla fine si gioca solo praticamente nella regular season 2 partite solo, andata e ritorno con Salisburgo. Già dalla prima stagione in Alps Hockey League il Cortina faticò e perse il debutto proprio alla Red Bull Arena di Salisburgo, perse proprio in quella circostanza contro una squadra che nella sua prima stagione non fece così bene come tu hai raccontato nelle restanti stagioni in Alps Hockey League. Sì, io c'ero in quella partita, andai a vederla in trasferta. È vero, il Cortina perse, ricordo una piccola curiosità, Martino Valledarin, che era il portiere quel giorno, subì un gol addirittura senza il casco. Di solito gli arbitri fischiano immediatamente, quel gol invece fu convalidato. Il Cortina perse, se non sbaglio, 5-4.
E comunque sì, quel Salisburgo là fece pochi punti, i pochi punti in particolare li ha fatti col Cortina. Sì, c'è da ricordare che domani c'è un altro match alle 5:30 a proposito di pochi punti fatti da squadre, diciamo, che possiamo definire in questa lega delle sparring partner. Sicuramente non è il caso del Salisburgo, ma come parlavamo di Linz e soprattutto di Linz, ma anche di Klagenfurt, come era l'anno scorso il Vienna. Attenzione, occasione per il Cortina qui, Cazzola prova a infilare verso Giftopoulos, disco che non arriva a disposizione del Greco, la ripartenza, e questo bisogna stare attenti, per Cortina soprattutto con la prima linea fa un po' fatica a tornare. Ancora qui possesso del Salisburgo, che gioca con molta semplicità ma fa tutto molto bene. Un'altra occasione, arriva il gol, perché prima o poi doveva arrivare. È arrivata un'altra bella triangolazione con una prima linea praticamente ferma sul ghiaccio, la prima linea pezzana che subisce il vantaggio, direi meritato. Onestamente era qualche minuto che il Salisburgo premeva e teneva il Cortina chiuso in difesa. Già 2 miracoli di De Filippo adesso su questa ulteriore bellissima azione in velocità dei ragazzi austriaci. Nulla ha potuto. Effettivamente questo gol arriva come chiusura di 4-5 minuti di attacco praticamente solo austriaco. E questo non bisogna andare a concedere, come abbiamo detto nella nostra prefazione, di discreti tecnici o pseudotali di quello che possiamo capire e vedere dell'hockey per nostra conoscenza. L'atteggiamento che il Cortina deve avere, certo che sul ghiaccio di fronte c'è un avversario che non ti permette poi di magari di sviluppare le tue proprie idee. Questo sta un pochino accadendo. Un Cortina che si è seduto dopo il power play proprio avuto a disposizione e ha subito di nuovo la freschezza di una squadra che gioca semplice, ma gioca con un'energia, con un pattinaggio, e riescono sempre comunque a trovare lo spazio e l'uomo libero, perché appunto pattinano tantissimo e non si può subire questo gioco, perché assolutamente diventerebbe drammatico nel proseguo della partita. Cortina deve imporre il proprio sistema, e se non c'è il sistema, imporre la propria fisicità, la propria esperienza, giocare e andare a tenere i giocatori austriaci nel proprio terzo e soprattutto non sbagliare. Vediamo adesso Cortina bravo qui a Tommaso Veranda a prendere un disco che era arrivato nel terzo un po' in maniera non precisa su un passaggio di Cordiano. Quello che mi sta impressionando in questi primi minuti di primo periodo è veramente la facilità di pattinaggio che hanno i giocatori austriaci. Viaggiano veramente a un'altra velocità rispetto ai nostri, quindi il Cortina deve proprio evitare di mettersi a fare questo tipo di partita. Si deve distogliersi da questa pressione, prima o poi deve riuscire a farlo, perché Cortina ha subito il gol, ricordo, del vantaggio austriaco, ma la pressione Salisburgo continua nel terzo ampezzano. Adesso lavorano 2 uomini contro 2 dietro la porta di Marco De Filippo. Disco al centro, pericoloso, non c'era nessuno. Arriva lo scarico dalla blu, para Marco De Filippo. Le finte adesso lungo la balaustra, perché individualmente i giocatori austriaci anche hanno molto da dire, ovviamente soprattutto a livello di atletico e di agilità. Questo è anche il futuro dell'hockey. Meno chili, meno peso, ma molta agilità, grande capacità di gestire gli arti inferiori, e questo si vede. Rimane a terra Vainonen, vediamo se è successo qualcosa. Mario, ti sei accorto di qualcosa che non ho? No, semplicemente è inciampato da solo. Andiamo nel power break per la nostra regia, rimaniamo sulle frequenze di Cortina. Finalmente siamo di nuovo in zona gialla, quindi tutti quanti hanno la possibilità di andare a mangiarsi o a ordinare un'ottima pizza da Stuzzica la Voglia da Corrado a San Vito di Cadore. Torniamo live anche per la Hockey Night su cortina.it. 1-0 risultato dall'Olimpico, 1-0 però per gli ospiti. Questa sera il Red Bull Salisburgo Junior, che si trova e veleggia nelle prime posizioni del campionato, esattamente in quarta posizione. Rivediamo adesso la quarta linea pezzana sul ghiaccio, vediamo se riuscirà a fare meglio di quanto fatto in precedenza, con la pressione che è mancata un pochino a riportare tutta la squadra ampezzana, riportare il baricentro alto. Passaggio non preciso qui di Vainonen, non raccoglie Zenia Cedelli, c'è subito un break, il tiro
sembrava che Cortina potesse gestire un po' meglio questa situazione, invece deve subire di nuovo nel momento in cui il Salisburgo arriva al possesso del disco. Il Cortina fa fatica a riconquistare proprio il puck. Per la grande capacità di circolazione di disco, velocità e agilità, arriva un alto tiro e questo è l'unico momento in cui il Cortina può fermare l'aggressività degli avversari, trovare proprio l'ingaggio, perché altrimenti la circolazione del disco è veramente infinita. Il Cortina non riesce, l'abbiamo visto in questi ultimi 10 minuti, non riesce in fasi attive di gioco a tornare in possesso del puck. Eh sì, giocatori del Cortina che arrivano sempre qualche istante dopo i giocatori austriaci sul disco e quindi sono costantemente messi sotto pressione. Il break del Cortina, ma non è un break perché è subito fischiato l'offside. Chad Pietoniro prova a assistere Kiftopoulos, che era in leggero ritardo sull'ingresso nella blu, prova la spaccata Chad Pietoniro sulla linea blu che delimita appunto il terzo difensivo avversario, ma non è sufficiente. Il fischio arbitrale arriva giustamente. Zanatta, disco dentro, rivediamo forse il Cortina dalle parti adesso del portiere austriaco con la prima linea Manuele Larcher, ancora lo scambio con Giftopoulos, Larcher sulle Parastinchi, recupera il puck Giftopoulos, cincisca un po' col disco, poi prova la conclusione, parata stessa identica come abbiamo visto nell'ultimo tiro forse del Cortina, quello di Filippo Tonino ormai 10 minuti abbondanti fa. Eh sì, il Cortina era partito fortissimo, ricordiamo, con le occasioni colossali sia per Phil Pietroniro sia per Marco Sanna, dopodiché 1 contro 0 ancora di Chad Pietroniro. Per il resto onestamente predominio austriaco, giustamente culminato con il gol qualche minuto fa. Squadra giovanissima, il più vecchio ricordo, classe 98 del Salisburgo, quindi quello che appunto volevo cercare di capire sarebbe molto difficile, ma anche in una squadra, ripeto appunto ormai è una squadra che gioca la sua quinta stagione, quindi Salisburgo ha disputato tutte le stagioni in Upshock League a differenza delle compagne di farm teams che fanno parte dell'esperienza in Upshock League, una squadra che comunque penso sia molto difficile giocare contro, perché non si parla è proprio una formazione che gioca tutto un hockey totalmente diverso da tutte le altre formazioni, e quindi anche a livello di esperienza sicuramente il Cortina può fare la sua, ma non sempre è sufficiente detenere quel grado di anzianità in più, di esperienza, e tante volte può essere anche un fattore che può condizionare in maniera negativa il match, quando magari giochi e sei convinto di essere più vecchio, detta semplicemente così, non per questo sei più bravo, giusto? No, il Cortina, ripeto, se vuole mettersi a disputare una partita sul piano del patinaggio, della velocità e dell'intensità, rischia di uscirne con le ossa abbastanza rotte. Dovrebbe invece giocare di esperienza, perché sicuramente ha gli uomini per farlo, tecnicamente anche abbiamo le soluzioni da poter trovare, non dobbiamo metterci al livello del Salisburgo e a portare la partita, diciamo, sui binari dell'intensità, del pattinaggio e della velocità, dove, ripeto, gli austriaci potrebbero trarne vantaggio. Sì, decisamente. Occasione più che il Cortina sul rebound, Tommaso Alvarano riesce a sfruttare Vainonen, penalità per Pezzani, tiro di Filippo Tonino, arriva il tocco adesso di un giocatore di Salisburgo e arriva anche la penalità ai danni proprio della squadra austriaca. Ecco, quando parlavamo di esperienza pochi secondi fa, in questo caso bravissimo Andrea Moser davanti porta a prendersi il fallo, praticamente cross check alle spalle del difensore austriaco, altri 2 minuti sacrosanti e altri 2 minuti con l'uomo in più per il Cortina. Ecco Mario, vedi un'altra soluzione tecnica che non condivido da parte dell'allenatore. La prima linea era sul ghiaccio, il primo special team che inizia ancora con la prima linea. Detto dalla nostra poca esperienza, io avrei preferito scegliere il secondo special team per iniziare il power play, almeno per i primi 30-40 secondi, lasciar riposare la prima linea che poi può andare. Infatti inizia subito male il primo special team ampezzano, che perde il puck, non sappiamo se per le cause di stanchezza di cui abbiamo fatto notare, ma decisamente non condivido questo inizio di power play come line up da parte del coach ampezzano, che poteva decisamente affrontarlo con
il secondo special team e lasciare riposare almeno 30-40 secondi gli uomini che lui ritiene più importanti per questa situazione di Superitalo numerica. Guarda, di solito quando ce ne usciamo con queste affermazioni pochi secondi dopo segnano, quindi va benissimo così, però effettivamente il secondo special team questa sera in queste due occasioni di powerplay non l'abbiamo ancora visto sul ghiaccio. Cazzola sulla blu per Luca Zanatta, allarga il pag, il tiro di Pitoniro completamente esterno. Questa sera forse non è la serata del mirino giusto di Phil Pitoniro, che sappiamo alterna partite dove è capace di segnare da qualsiasi posizione di prima intenzione su one timer, ad altre dove fallisce il bersaglio. E anche qui Cortina che fatica, ancora 1 minuto e 20 di powerplay per una linea che ha già giocato il powerplay, però arriva anche la sirena conclusiva. Credo che ovviamente io Masca aveva detto giochiamo questa ultima parte di periodo con il primo special team, un Cortina che finisce sotto di un gol e in una partita finora sembrava iniziata bene per gli Ampezzani, ma decisamente in un primo tempo non giocato in maniera come ci saremmo aspettati. No, primi 2-3 minuti a favore degli Ampezzani, per il resto del periodo invece a favore degli austriaci. Non mi stupirei se all'inizio del secondo periodo comunque rivedremo gli stessi ragazzi sul ghiaccio dopo un quarto d'ora di riposo. Sarei stupito del contrario. Esatto, diamo la linea alla regia ricordando il risultato dall'Olimpico. Finito il primo tempo, partita iniziata alle 19:30, primo tempo tra Salisburgo e Cortina, 1-0 per il Salisburgo. Linea alla regia, rimaniamo sulle frequenze di Radio Cortina ancora per qualche secondo. Sono le 20:16, la buonasera ancora a tutti dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio su hockeycortina.it per la visione del match di questa sera. Ci siamo goduti il primo periodo, purtroppo non fortunato per i Pezzani che sono sotto di un gol per la partita che vede di fronte la Afro Cortina al Salisburgo, quindi vantaggio degli austriaci dopo la prima frazione, un vantaggio sostanzialmente meritato da parte della squadra austriaca che ha prodotto di più e ha trovato sicuramente, ha avuto più possesso del puck e creato più pressione verso la porta di Marco De Filippo. Ecco, ho detto Martino erroneamente, partiamo proprio da qui con Mario Pizzamore qui accanto a me, ovviamente come di consueto. Il mistero un po' di Martino Valledarin, 2 partite ormai assente, si parlava di un infortunio, potrebbe essere proprio legato a una causa fisica la sua assenza, Mario? Guarda, caro Luca, non ho notizie fresche e quindi fino a che non ho notizie certe non voglio dire nulla. L'assenza della scorsa partita c'era stata annunciata con qualche acciacco alla schiena. Ci informeremo, magari per domani sera saremo un po' più precisi. Approfittiamo, giustamente ci hanno detto dalla regia che l'orario di domani è cambiato, non più alle 17:30 ma alle 19:30, motivi legati molto probabilmente proprio alla cerimonia di apertura dei mondiali
quindi per non accavallare i due eventi sportivi, l'Afrocortina ha spostato la partita alle 19:30. Beh, diciamo decisione saggia anche per chi ama l'hockey, ovviamente ama il suo paese e tifa Cortina ovviamente e vuole godersi lo spettacolo della cerimonia di apertura dei mondiali che sarà alle 17:30, potrà farlo comodamente e poi gustarsi il match qui su hockeycortina.it. Mario. Sì, scusami, sì. pensavo stessi seguendo qualcosa. Anzi, facciamo così. No, Andiamo a vedere un po' un attimo, se l'hai sotto mano, un aggiornamento dagli altri stadi della Alps Hockey League. Esatto, ero un attimo distratto proprio per dare un'occhiata agli altri risultati. Allora, ad Asiago, fine del secondo tempo, Asiago-Lustenau 6-1. A Bregenzerwald, che in realtà tu mi insegni che giocano a Dornbirn. Ancora sì, lo stadio in costruzione. La squadra di casa è in vantaggio per 2-1 contro il Renon all'inizio del secondo periodo. A Fassa, all'inizio del secondo tempo anche lì, il Fassa sta perdendo in casa 0-2 con il Linz, quindi attenzione ai nostri avversari di domani. A Vipiteno, Kitzbühel in vantaggio 1-0 alla fine del primo tempo. A metà del primo tempo a Brunico, Valpusteria Klagenfurt 0-0 e a Lubiana, appena iniziata la partita, 0-0 tra Olimpia e Feldkirch. Proprio in questo istante ha accorciato il Fassa contro il Linz, quindi al terzo minuto del secondo periodo 1-2. È iniziato anche il match all'Olimpico nella sua secondo drittel con un Cortina che può godere ancora di 35 secondi di power play. Ovviamente primo special team, Zanatta perde un po' di secondi importanti dietro la gabbia, ma non c'è nessun movimento davanti a lui che possa permettere di trovare una soluzione, che avviene in questa circostanza con Chad Pietoniro che prova a lavorare il disco lungo la banda. Zanatta lo tiene dentro, Giftopoulos, non c'è la conclusione. Phil Pietoniro si defila un po' troppo, arriva il tiro anche di Giftopoulos largo. Zanatta lo scambio con Cazzola, Baffistani di sinistra, Cazzola centro, deviazione che non arriva di Chad Pietoniro con il rovescio del bastone. Phil trova Cazzola, cerca subito la soluzione interna nello slot, non ci sono stecche amiche che possono colpire e deviare il puck. Giftopoulos ancora verso il centro, tutto fatto con la giusta idea, ma un po' confusa perché non ci sono elementi lì che possono aiutare per un Salisburgo che riparte subito, immediatamente, appena tornato il quinto uomo sul ghiaccio, per un Cortina che spreca così il suo secondo power play della serata. Sì, anche in questa occasione power play non giocato benissimo, come era molto prevedibile. Si sono ripresentati sul ghiaccio i ragazzi del primo special team, quindi gli stessi che avevano concluso il primo periodo, ma anche per quanto riguarda l'esito e il gioco non è cambiato nulla. Salisburgo si salva. Adesso Salisburgo che arriva dalle parti di Marco De Filippo, dietro la gabbia, giramento subito rapido, veloce, arriva anche la conclusione che finisce veramente di poco al lato, un diagonale sul secondo palo, passa di pochi centimetri al lato nella prima situazione in cui Salisburgo è riuscito a trovare di nuovo la parità numerica e andare a spingere per un Cortina che arriverà probabilmente alla liberazione vietata. Ora arriva il fischio e noi contemporaneamente ci colleghiamo con con Radio Cortina. La buonasera ancora di nuovo a tutti i nostri radioascoltatori sulle frequenze delle Cortine. Ricordo, la cronaca va in parallelo su hockeycortina.it e sulle frequenze della radio delle Dolomiti, quella che vi propone poi la trasmissione principe dell'hockey su ghiaccio, almeno ci permettiamo di dirlo, che è Spinorama, la sua 7ª edizione. Ci saremo lunedì per la 16ª puntata, ma prima di tutto ciò ci risentiremo domani dopo il match di questa sera per ribadiamo, match che inizierà alle 19:30 e quindi di conseguenza anche la cronaca sulle frequenze su hockeycortina.it per assistere al match tra Cortina e Linz. È iniziato il match invece all'Olimpico nel suo secondo tempo da 2 minuti, risultato sempre di 1-0, un Cortina che butta all'aria il suo secondo powerplay, 2 powerplay giocati piuttosto malino, nessuna occasione nelle 2 situazioni di uomo in più da parte degli ampezzani, che devono trovare di nuovo la parità dopo il gol segnato dal Salisburgo, che è arrivato in maniera legittima dopo molti minuti di pressione. De Zanna dietro la gabbia, cerca il delay, deve distogliersi dalla marcatura, il passaggio al centro è riuscito molto bene, buon stick handling qui di Barnabò sulla blu per Mike Zanatta, corridoio interno, disco non deviato, c'è un bastone alto di una stecca probabilmente ampezzana, sì, si giocherà un ingaggio davanti alla blu di Marco De Filippo per questo bastone alto fuori dalla blu del portiere austriaco.
Non lo so, sì, forse il bastone era un po' alto, ma non mi sembrava particolarmente falloso l'intervento, la ricerca della deviazione. Tommaso Alverà prova a rimettere il disco in discussione nel terzo, ripartono ancora di gran carriera i salisburghesi che sono solo fermati dal fisco arbitrale perché era una situazione che poteva diventare veramente pericolosa. Sì, aggiungo per fortuna qui ingenuità dell'attaccante austriaco perché poteva crearsi un pericolosissimo 3 contro 1. Perso il disco in zona d'attacco, in questo caso da parte di Tommaso Alverà, troppo facilmente, ripartenza austriaca e per fortuna fuori gioco. Red Bull, disco dentro, dump, non arriva nessuno, anzi tornano subito i giocatori austriaci, vanno subito a chiudersi perché hanno la facilità proprio di ripartire dal proprio terzo, quindi in questo momento non vanno a fare forecheck, infatti rivediamo, recuperano il disco sulla blu, ripartono, anche qui c'è il rischio di un offside, alla fine devono desistere con Faloppa che butta il pack avanti nell'angolo e va a pressare con la sua qualità fisica, prova a tenere lì i giocatori austriaci. Zarnicelli è bravo a tenere dentro il pack, però non viene contenuto dai suoi compagni, ancora molta confusione sul ghiaccio su questo scambio di battute che non portano a grande intensità tecnica per una ripartenza del Salisburgo che va comunque a colpire verso la porta di Marco De Filippo. Squadra che attende sulla propria neutra, poi va a aggredire immediatamente e qui perde un disco importante per il contropiede di Charles Pietoniro di fronte al portiere austriaco e non arriva il gol di Charles Pietoniro, occasionissima di 1 contro 0 qui per Charles Pietoniro che fallisce un gol piuttosto non dico facile perché sembra difficile, decisamente non è così semplice, certo quando non hai nessuno vicino è il tempo di gestire il pack, anche qui Charles Pietoniro dimostra ancora un'altra volta la sua poca confidenza con la rete. Mario. Sì, regalo austriaco colossale sulla linea blu, si è involato Chad Pietroniro in un 1 contro 0, un classico shootout, ipnotizzato dal portiere ospite. Ma arriva il pareggio, indovinate un po' di chi? Proprio di Chad Pietroniro, che si fa comunque perdonare l'errore tra virgolette di pochi secondi prima, concludendo una bellissima azione e un bellissimo passaggio, se non sbaglio, anzi sicuramente di Remy Giftopoulos, quindi assist per Cazzola e Giftopoulos che hanno costruito un cioccolatino, un regalo solamente da scartare per Chad Pietroniro che a porta vuota in questo caso non poteva proprio sbagliare. Non poteva sbagliare, ho avuto un attimino l'illusione che il pack fosse finito alto. Ma no, 1-1, scherziamo e ridiamo. Un po' all'improvviso anche se vogliamo dirlo, sì. Però bene il pareggio del Cortina con Chad Pietroniro. All'improvviso sì Mario, però arriva subito dopo all'occasione avuta proprio da Chad Pietroniro su un errore degli austriaci, anche qui bravi Ampezzani a costruire questa manovra offensiva, ma sicuramente qui ha giocato molto il Cortina di esperienza dimostrando che con una squadra del genere devi andare a giocare con tranquillità, con solidità, giocando il pack e mantenendo il possesso del disco. Nel caso contrario, abbiamo raccontato anche durante la prima frazione che non è stata proprio positiva degli Ampezzani, se regali il possesso alla squadra avversaria possono passare minuti e minuti prima di rivedere il pack, perché la loro velocità di circolazione del disco è proprio loro l'arma migliore della Salisburg. Sì, se il disco non ce l'abbiamo noi facciamo tanta fatica perché gli austriaci sono veramente bravi, fisici e mettono un'intensità nettamente superiore della nostra. Con il disco invece sulle stecche ampezzane bisogna sicuramente sfruttare le occasioni, la costruzione, l'esperienza che sicuramente in questo caso è dalla parte nostra. 1-1 risultato olimpico dopo 5 minuti del secondo tempo, è cambiato lo score qui sullo stadio del ghiaccio di Cortina nel Palazzo Ampezzano, nel glorioso Palazzo Ampezzano, ma sarà una partita decisamente molto lunga se vogliamo, perché durerà quel che durerà ovviamente nei 60 regolamentari e probabilmente oltre, ma il risultato sicuramente rimarrà in bilico fino al termine. Bella azione qui di Cortina, non precisa, ma lo scambio avviene bene nel terzo. Sanna qui sbaglia tutto mettendo in grande difficoltà a Pietoniro, arriva un fischio arbitrale per un sesto uomo sul ghiaccio. Credo proprio ai danni del Cortina. Sì. Vediamo, sì, arriva la penalità ai danni della panca ampezzana.
troppi uomini sul ghiaccio e 2 minuti per il Cortina. Il primo power play a favore del Salisburgo, vediamo che sono in grado i ragazzini austriaci a combinare con l'uomo in più. Sconta la penalità il numero 88 Andrea Moser. Queste sono ingenuità che ovviamente sarebbero da evitare. Speriamo non ci costi troppo cara. Special team del Salisburgo con in difesa Zuber Maximilian Irenius, il suo compagno di linea in questo special team mi pare sia Lucas Hori. Dall'altra parte si parla a livello difensivo, Cortina comunque riesce subito a liberare il pack, la pressione di Cryptopoulos. Sbaglia tutto qui sull'intervento, perché sono ovviamente anche queste situazioni che bisognerebbe approfittarne, nelle peccati di gioventù da parte degli austriaci, che magari provano a giocare con una certa tranquillità, ma ovviamente hanno dalla loro la poca confidenza ancora con l'hockey delle grandi, soprattutto l'hockey delle grandi a livello proprio di età. Lutz mantiene il possesso del disco su Vainonen, il giovane di cui parlavamo molto bene, uno dei sicuramente più interessanti giocatori nella cantera di Salisburgo. La gran giocata qui, perde il bastone Cazzola, attenzione, Cortina già in inferiorità numerica, perdere il bastone è una cosa importante e grave, nel senso che può decisamente beneficiare al gioco degli avversari quando si gioca soprattutto con l'uomo in meno. Cazzola riesce a recuperarlo, ma intanto è impostato il diamante biancorosso dietro la gabbia, la lavorazione del disco per Lutz vede un corridoio, anzi no, cerca il rovescio del bastone per trovare un inserimento interno. Cortina però sembra non subire troppo questo powerplay. Cazzola esagera un po' qui nei suoi numeri centropista, però è bravo anche a recuperarlo in un secondo momento. 37 secondi ancora di powerplay per la squadra ospite, che prova a ripartire, mette pressione qui Adami. Ripartono i Red Bull Salzburg, suggerimento interno raccolto molto bene, buon delay in balaustra allo scambio. Marco De Filippo farebbe bene qui a trattenere il disco, infatti fa così. 17 secondi al termine del power play del Salisburgo. Cortina subisce sì e no questa subità numerica, sicuramente ancora tanto possesso per gli avversari, ma occasioni vere e proprie non ci sono state. No, non un gran power play fino a questo momento, non sono mai riusciti a entrare in zona e a mettere la residenza e a iniziare a far girare il disco. Bravi in un primo break Giftopoulos e Cazzola, bravo in un secondo break ancora Cazzola aiutato da Luca Zanatta. Per ora il Cortina se la cava. Il gaggio vinto qui dalla Cortina con Luca Zanatta, costretto però a desistere forse sull'opposizione dei 5 elementi in più. Arriva un'occasionissima qui dallo slot, fallita di poco da parte degli austriaci, che stanno alzando la pressione in questi secondi finali di Papio. Arriva un altro tiro, la parata e il rebound, Marco De Filippo trattiene ma non del tutto, ancora puck sulle stecche austriache. E Cortina nuovamente in 5. Moser è rientrato proprio dalla confessionale, prova a scaricare all'esterno, non ci riesce, c'è un fischio arbitrale per un offside degli austriaci, credo. Eh sì, la più grande occasione austriaca proprio allo scadere del power play, tiro dallo slot uscito di pochissimo, difficilmente De Filippo sarebbe riuscito a intervenire, disco che esce di poco. Giocati 7 minuti e 34 secondi all'Olimpico nel secondo periodo del match tra Salisburgo e Cortina, ricordo il risultato di 1-1 al gol iniziale siglato nella prima frazione dagli austriaci con Eham. È arrivato il pareggio di Chad Pietroniro al quarto e 16 del secondo tempo. Rischia molto qui Vainonen per Moser, arriva un'altra occasione per gli ospiti che arrivano al tiro, ancora Marco De Filippo che comunque ha un buon lavoro questa sera. Eh sì, in questo caso uscita un po' avventata di Vainonen che devo dire in costruzione da quella posizione è sempre molto pulito, molto preciso. In questo caso cerca un compagno al centro che era attardato, occasione ancora per il Salisburgo. Tutto da rifare al face-off alla sinistra di Marco De Filippo, risultato sempre di 1-1, siamo arrivati quasi a metà della sfida, almeno nei suoi 60 regolamentari. Domani ci saremo ancora, Mario e Dio, qui sempre alla stessa ora, 19:30, per raccontarvi e farvi vedere il match tra Cortina e Linz. Ma intanto seguiamo ancora quello che succede sul ghiaccio dell'Olimpico.
per un Cortina che adesso deve uscire dal proprio terzo. Alla fine ci riesce in qualche maniera. Adesso vediamo anche sulle frequenze di Radio Cortina. Abbiamo qualche problema tecnico, ci comunicano i nostri ascoltatori. Sento un rumore di fondo, Mario, puoi anche dirmelo. No, tu non senti nessun rumore, ce lo comunicano comunque i nostri ascoltatori. Vediamo se riusciamo a sistemare questo accorgimento tecnico. C'è Ising, Tommaso va a recuperare il pack. Non accompagna a servire, poi trova un corridoio importante per Luca Zanatta che prova subito lo slap di prima intenzione sulle gambe di Faloppa, la ripartenza. Luca Zanatta si è un po' scomposto, è un 2-0 e poi si attarda un pochino nel passaggio. Il giocatore austriaco Marco De Filippo è bravo a chiudere. Zanichelli adesso va a recuperare questo disco, se lo porta da solo, lo consegna Max Cordiano, anzi Emanuele Larcher, che deve difendersi dall'aggressività degli avversari. Lo aiuta qui Zardini Acidelli lungo la balaustra alla sinistra dell'estremo ampezzano. Vediamo che uscirà vincente dalla mischia. Sono gli austriaci a riuscire a prendersi il pack. Alla fine lo prende Zardini Acidelli, che però è costretto a ripiegare lo scambio. Ancora un Cortina schiacciato nel proprio terzo. L'Archer qui si deve accelerare la manovra di uscita, lasciare questo pack lungo. L'idea è buona, non c'è icing, no, perché c'era Faloppa che poteva arrivare in anticipo. Un fischio un pochino affrettato. Comunque poco fa, occasione austriaca, sfortunati gli ampezzani, prova il tiro Luca Zanatta, centra in pieno le gambe di Davide Faloppa e sul rimbalzo del disco si involano gli austriaci per un 2-0. Bravissimo Marco De Filippo a intuire dove sarebbe andato il passaggio e a chiudere proprio quello specchio di porta. Per quanto riguarda l'emittente Radio Cortina, sospendiamo un attimo la cronaca, giustamente 30 secondi per ripristinare un collegamento più corretto. State con noi sulle frequenze delle Cortina, intanto il match ovviamente dal vivo su hockeycortina.it. E stiamo sempre live ovviamente dall'Olimpico per un match che scorre via. Siamo arrivati quasi alla boa di metà partita. L'occasione se meno più, ma attenzione, qui potrebbe essere proprio un'occasione per gli austriaci che si siano trovati in 4 nel terzo ampezzano. Marco De Filippo, arriva un gol su deviazione della stecca di Luca Zanatta, un altro gol sfortunato, ma comunque al di là della deviazione di Luca Zanatta si era aperto un varco incredibile nella difesa ampezzana. Ci sono un po' di proteste tra i giocatori ampezzani proprio tra di loro per una situazione che ha portato alla fine Luca Zanatta a compiere un gesto sfortunato, ma c'erano 4 giocatori austriaci liberi nel terzo, una squadra che si era capovolta dall'altra parte. Un errore in zona neutra, forse sul cambio, ha regalato un break agli austriaci che si riportano in vantaggio. Sì, ampezzani posizionati malissimo sul ghiaccio. Intervento finale sfortunatissimo di Luca Zanatta che deviando il disco praticamente batte De Filippo sotto le sue gambe. Se Luca comunque non avesse toccato il disco sarebbe arrivato comunque sulla stecca dell'attaccante austriaco, che tutto solo avrebbe insaccato a porta vuota. Ancora occasionissima con il rimbalzo, poi con un Cortina ancora dormiente su delle fasi insomma dove la partita sembrava abbastanza statica, non correre via, abbastanza sui binari di un equilibrio, di un rispetto tra virgolette sul ghiaccio, dove Cortina avrebbe potuto veramente iniziare a forzare qualcosa in più. Sono iniziati i regali ampezzani, quelli che hanno confezionato il 2-1 per il Salisburgo, e anche ora un grandissimo rischio qui, Mario. Sì, maglie della difesa ampezzana larghissime, tanto è vero che Ivo Mačka giustamente chiama il time out perché il Cortina nell'ultimo minuto e mezzo era abbastanza sconcentrato e spaesato. Rimaniamo sempre su hockeycortina.it, questo non è il power break, ma vediamo Ivo Mačka che dà ovviamente i suggerimenti migliori per rivedere un attimo questi ultimi 2 minuti dove Cortina ha subito sì il vantaggio, ma ha rischiato veramente di andare sotto per un'altra marcatura. Sì, sottolineo però intanto penalità per il Salisburgo. Si era in effetti accesa una mischia davanti a De Filippo, quindi credo tra poco avremo la certezza. Colpo forse di bastone dato al giocatore austriaco proprio a Marco De Filippo. Cortina che alla ripresa del gioco avrà l'occasione di giocare con l'uomo in più. Sì, un'altra bella occasione, e c'è da sperare che il Cortina possa fare molto ma molto meglio di quanto ha fatto nei 2 precedenti powerplay, dove non è riuscita a segnare e neanche, soprattutto nel secondo, a essere mai pericolosa dalle parti dell'estremo austriaco. 2 minuti al Salisburgo per cross-checking, quindi
nella mischia che si è creata dopo la parata di De Filippo, evidentemente il giocatore austriaco si è macchiato di questa scorrettezza. Ingaggio in zona di fronte a Bugel sulla blu, pack vinto da Zanatta e compagni. Filippo Pietroniro, Luca Zanatta per Cazzola. Giftopoulos cerca soluzioni interne, è costretto ancora a servire largo per Cazzola. Lo scambio con Zanatta. Filippo Pietroniro, la conclusione di prima intenzione, ma sembra essere molto attento qui Bugel sui tiri di Filippo Pietroniro da quell'angolo. Anche la sua prestanza fisica mi sembra piuttosto notevole a chiudere spazi già solo con la sua presenza. Eh sì, e poi lo schema del Cortina più o meno è sempre quello: scambi veloci Cazzola Giftopoulos, scarico sulla blu per Luca Zanatta che di prima gira verso Phil Pietroniro che dalla sua mattonella tira. Adesso c'è lo scambio, c'è lo switch sulla blu con Luca Zanatta adesso che diventa lui primo attore. La conclusione, deviazione, passa di poco al lato. Giftopoulos, Luca Zanatta alza la testa, trova Giftopoulos nel bullying di sinistra rispetto a Bugel. Cazzola, stretto, arriva il tiro di Giftopoulos, bravo qui Bugel comunque con il bastone. Zanatta sulla blu, bravo Filippo Pietroniro a tenere dentro il pack. Quanto pattina anche la scatola austriaca, adesso forse è il primo momento in cui sono fermi tutti e quattro, altrimenti pattinaggio e pressing. E qui arriva l'occasione per Chad Pietroniro! Chad Pietroniro doppietta. Scatola austriaca che in effetti si muoveva, a questo punto aggiungo anche troppo, e il Cortina è riuscito a liberare l'uomo al centro, in questo caso Chad Pietroniro. Bravo a freddare il portiere austriaco. Sul primo palo, il portiere austriaco va giù un po' troppo presto, va giù un po' troppo presto, bravo Chad. Tante belle parate fino a quel momento, forse su questo tiro poteva fare qualcosa di meglio, ma tant'è, a noi non ce ne frega niente. 2-2, doppietta di Chad Pietroniro. È tante settimane che lo diciamo, forse quello che mancava al giocatore della prima linea era proprio il gol, il potersi sbloccare. Speriamo che sia di buon auspicio anche per il prosieguo della stagione. Decisamente attenzione, però si crea subito un break con errore sulla blu per un'occasione, gol, va subito del nuovo vantaggio, ma altra dormita in zona neutra. Non bisogna concedere questi turnover agli avversari che vanno subito a infierire dal nulla, da un errore in zona neutra ha creato subito un 2 contro 1 e sono andati subito a colpire con un bel gol, bel passaggio, gol di prima intenzione, bello scambio, arriva subito immediatamente, quasi a tempo di record, il gol del nuovo vantaggio salirburghese. Sì, errore in zona neutra, 2 contro 1 chiuso in maniera perfetta con l'assistenza al centro e il tiro praticamente a porta sguarnita. Purtroppo non è la prima volta che il Cortina, dopo aver raggiunto la segnatura, si sconcentra totalmente e nel cambio immediatamente successivo regala occasioni e addirittura ogni tanto gol, come in questo caso, alla squadra avversaria. Peccato, il Cortina aveva trovato il power play, aveva trovato il gol in power play, gol che poteva un attimino sistemare e ridare di nuovo equilibrio e solidità a quella che doveva essere la tattica ancora di un Cortina che ancora non si fa vedere, anche se decisamente meno pressante la manovra del Salisburgo, che rischia comunque di muovere la partita decisamente più aperta in questa seconda frazione. C'è un'interruzione arbitrale, non c'è fallo. Il giocatore del Salisburgo colpito, rimane a terra, non c'è nessun braccio alzato, solo un'interruzione arbitrale per salvaguardare l'integrità del giocatore. Comunque il colpo assestato da Vainonen non era assolutamente né cattivo né violento, proteste austriache secondo me non giustificate. Il giocatore credo sia semplicemente caduto male perché lamenta un colpo al viso, in realtà Vainonen lo colpisce al fianco, quindi probabilmente è solo caduto male. L'arbitro era a 1 metro, tanto è vero che non ha fischiato nessuna irregolarità. Riprendiamo anche il collegamento su Hockey Cortina, appunto, anzi su Radio Cortina. C'è una penalità ai danni di un giocatore a Pezzano, anzi forse no. No, un giocatore proprio del Salisburgo, bastone spezzato di Luca Zanatta. Qualcosa deve aver combinato, quindi può protestare quanto vuole, ma la stecca di Luca Zanatta è spezzata in 2. Piuttosto anche in maniera evidente. Evidentemente un colpo deve esserci stato. Altro power play Ampezzano.
E come dicevamo, abbiamo ripreso dopo la pubblicità sulle frequenze di Radio Cortina la nostra cronaca. È cambiato il match nei minuti in cui non eravamo collegati. Dal 2-1 Salisburgo è arrivato il gol del Cortina per i due pari in power play e subito dopo la marcatura del nuovo vantaggio degli austriaci, che portano adesso lo score a tabellone a loro favore appunto di 3-2, ma come avete sentito adesso in diretta, il Cortina ritrova nuovamente la subita numerica, che speriamo sia così illuminante come è stata nell'ultimo caso, dove ha trovato la doppietta Charles Pitoniro. Ma attenzione, c'è anche un giocatore del Cortina che si va a accomodare nella panca, quindi nessun power play per il Cortina, ma anche Ronny De Zanna va a accomodarsi nella panca dei cattivi. E qui un po' da capire per quale motivo. Ci siamo sicuramente distratti, non abbiamo visto, Mario, cosa sia successo nel frangente, soprattutto quello accaduto a Ronny De Zanna, che gli è costata i 2 minuti di penalità. No, sarò onesto, non ho visto neanch'io. Proviamo a sentire lo speaker dello stadio cosa dice. Ancora un ingaggio in zona per il Salisburgo, si gioca in 4 contro 4 olimpico, risultato di 3-2 per gli ospiti. Giftopoulos non riesce a prendersi questo pack, neanche Cazzola, poteva essere un'occasione di un contropiede, tutto da rifare. Pitoniro, bisogna lasciare il disco lì in cassaforte a Cazzola e poi a trovare una soluzione interna, quindi come di Vainonen che trova ancora Cazzola. C'è l'interferenza però di un giocatore austriaco. Cortina deve spingere adesso con i suoi uomini più di esperienza e di qualità. In 4 contro 4 ci sono spazi più ampi, ma attenzione a non regalare ovviamente metri agli avversari, che hanno dimostrato di approfittarne in ogni possibile situazione quando hanno la possibilità di trovare lo spazio giusto per imprimere la loro velocità. Un tiro da parte del Salisburgo, para Marco De Filippo. Mario? A posto, ci confermano che anche il nostro collegamento adesso sulle frequenze di Radio Cortina è stato ripristinato in maniera ottimale. 6.50 al termine, 3-2 Cortina. Rivediamo il tiro adesso del Salisburgo, la parata senza problemi di Marco De Filippo, ma comunque la squadra ospite che trova un ingaggio in zona in 4 contro 4 a 6.50 al termine del secondo periodo. Salisburgo in vantaggio per 3-2. Emanuele Larcher dietro la gabbia, cerca di uscirne indenne allungando il pack lungo la balaustra, ma c'è subito la chiusura sulla blu da parte degli austriaci. Come avevamo previsto, gentili ascoltatori e telespettatori del gentile Mario, il match va avanti su questa falsariga di equilibrio e due squadre che giocano in una maniera totalmente diversa, ma vanno a colpire e a ricolpire, a darsi ovviamente a ogni colpo l'altra squadra ribatte. Quello che è successo fino adesso, e potrebbe essere questo il leitmotiv per i restanti 6 minuti di questo periodo, i 20 minuti della terza frazione. Eh sì, Salisburgo che pattina e gioca a tutto campo, Cortina che dovrebbe chiudersi molto bene in difesa e ripartire e a pungere, non spesso, non sempre, però purtroppo riusciamo a chiuderci. Abbiamo lasciato troppe occasioni in questo secondo periodo. Cazzola, lo scambio con Giftopoulos, l'ingresso in zona, ancora loro sul ghiaccio. Cordiano, il tiro a direzione di Cazzola. Bugel non sa effettivamente dove sia finito il pack, ma per sua fortuna il disco si è infilato nei suoi gambali. Rivediamo la situazione, il tiro a direzione di Cazzola. Bugel ovviamente sorpreso, ma fa il suo lavoro in maniera precisa, va soprattutto a coprire i suoi tubi rossi. Ancora prima linea sul ghiaccio con i 4 elementi che punta ancora Ivo Macca a tenere fino probabilmente alla fine delle penalità, quando si torna a giocare 5 contro 5. C'è da stare attenti ovviamente anche a questo fattore tanto impiegato la prima linea questa sera per tanti power play, le tante situazioni. Veramente abbiamo visto veramente pochissimo sul ghiaccio, terza e quarta linea, anche per le tante penalità che sono arrivate in questo secondo periodo, ma questo non deve essere un fattore, non dovrebbe essere un fattore che fa condizionare un po' l'assetto delle linee, anche perché può diventare alla fine anche deficitario per la mancanza di lucidità di certi giocatori che sono poi indispensabili quando appunto c'è da giocare situazioni importanti del match. Si torna a giocare 5-5, 5-25 dal termine.
Scorre via così un secondo tempo fatto di tante interruzioni, diverse penalità, uno score che è di 2 pari in questo secondo periodo, il parziale, ovviamente un Cortina decisamente migliore rispetto al primo tempo, però non ancora così convincente. De Zana prova a recuperare un pack, ancora però più freschi, lucidi i giocatori del Salisburgo che ripartono proprio in linea, abbiamo visto proprio nelle immagini come ripartono in linea proprio dal proprio terzo difensivo, tutti e 5 insieme ripartono per la riposizione appena conquistato il pack, ripartono di gran carriera e vanno subito a guadagnare il terzo, come in questo caso. Adesso chiude bene qui con l'ausilio di Sanna, Larker sbaglia completamente il passaggio, alla fine ci mette una pezza Adami che corregge l'errore del Calatino. De Zana, passaggio al limite dell'offside, limite però oltrepassato. Sì, era chiaramente offside di Adami che entra nel terzo praticamente pattinando all'indietro. Passaggio giusto un po' in ritardo. Giusto il fischio arbitrale, passaggio in ritardo, altro rischio enorme sul passaggio sbagliato, in questo caso da Larker nel proprio terzo. Fortunato il Cortina a non pagarla troppo cara. Ingaggio fuori dalla Bruma Pezzana, risultato di 3-2 per il Salisburgo qui all'Olimpico. Cordiano lascia il pack a Mike Zanatta sulla balaustra per Barnabò che cincisca un po' col pack, ma c'è da stare comunque sempre molto attenti perché i difetti dei nostri ovviamente vengono sollevati quando succede come in questo caso per il nuovo vantaggio. Tutto nasce da un'idea e dalla pressione del Salisburgo che va a chiudere su Barnabò, che non si attarda un po' nel liberare il disco. La pressione porta a una situazione davanti alla porta di Marco De Filippo dove i nostri erano già scomposti e arriva il 4-2. Questo non ci voleva. Non ci voleva e temo che ci sia anche una penalità per il Cortina oltre al gol subito. In questo caso l'arbitro aveva sicuramente il braccio alzato, poi il Cortina ha subito il gol, dopodiché l'arbitro ha mantenuto il braccio alzato, però stanno confabulando, quindi la decisione arriverà a breve. Vedo 5 giocatori del Cortina sul ghiaccio, quindi credo che la penalità, come giustamente dovrebbe essere, venga cancellata dal gol subito. Si gioca ancora prima linea sul ghiaccio Ampezzana. Cortina sotto di 2 reti, ora si fa un risultato molto più interessante per gli ospiti che diciamo non giocando in maniera così brillante nella seconda frazione sono riusciti comunque nuovamente ad avere un parziale a loro favore, ma qui ovviamente c'è da dire che il Cortina non è stato decisamente attento nel 3-2 e anche nel 4-2. Il 3-2 è arrivato dopo il pareggio, il 4-2 per un errore individuale, tattico nel terzo difensivo. Non si possono regalare queste situazioni ai giocatori così aggressivi, così bravi a sfruttare qualsiasi errore nel terzo del Cortina, ad essere soprattutto così sempre pronti a farlo, sempre pronti e aggressivi. Il Cortina deve fare tante cose, soprattutto deve recuperare il risultato. Sì, tanti errori, troppi questa sera. Nel terzo difensivo del Cortina intanto arriva il gollonzo che accorcia le distanze 4-3, veramente gol non bello ma molto importante per la rimonta ampezzana. Gran merito quindi Charles Pitoniro che da terra riesce a assistere Cazzola che allungandosi con le sue brevi arti superiori riesce a trovare con la punta proprio della spatola il pack a infierire per un 4-3 per un secondo tempo che forse a livello tecnico non ci ha regalato molto, ma ci ha regalato molte marcature perché siamo a 6 gol in questo secondo periodo. Ovviamente ne beneficia lo spettacolo. 6 gol, tanti errori da una parte e dall'altra. Sì. La maggior parte dei gol è proprio arrivata su errori poche iniziative diciamo pregevoli a livello individuale, ma su errori o di concentrazione o di assetto tattico o individuali. Partita comunque gradevole se così vogliamo, ancora un rigore in zona neutra che regala un turnover agli avversari che vanno alla conclusione. Qui Marco De Filippo è bravo a non trattenere ma a far giocare i suoi che dovrebbero però ripartire di gran carriera. Ci provano, ancora un passaggio non preciso su Adami da parte di Manuele Larker che andava a inserirsi in zona molto agilmente. Qui Cazzola, ancora lui sul ghiaccio, va a recuperare questo pack, ormai quarta linea ampezzana dimenticata in panchina. Stringe le linee qui Ivo Masca,
Cazzola che è più di qualche settimana che ormai è nettamente il migliore dei suoi. Sì, decisamente. Uomo su cui contare sempre dopo un inizio di campionato un po' passivo. Phil Pietroniero aspetta un po', poi arriva la conclusione. Chad prova a raccogliere il disco vagante con la mano, volante più che vagante, con la mano dopo il tiro del fratello maggiore. Il Cucina ci prova, ancora Cazzola a tenere il disco dentro, brillantemente dentro per un passaggio adesso all'interno di Phil Pietroniero verso il fratello che non riesce ad arrivare con la punta del bastone. Marco De Filippo fuori dai pali. Attenzione, Luca Zanatta che deve scaricare, arriva un altro, permettimi, prima abbiamo parlato di un gollonzo Mario, ma questo è il gollonzo della serata che ha di nuovo il doppio vantaggio. Luca Zanatta si addormenta. Credo sia Vainonen, non Luca Zanatta, anzi sono sicuro sia Vainonen. Gol anche questo, sì, veramente è molto difficilmente si vede sui campi di hockey a questi livelli. Passaggio di Marco De Filippo dietro alla porta a Vainonen, che va per liberare, liscia totalmente il disco che finisce sulla stecca austriaca, che ovviamente a porta vuota, perché Marco De Filippo stava ancora rientrando, segna ancora un gol veramente, veramente brutto per gli austriaci. Sì, un gol brutto preso dalla Cortina, un gol ovviamente bello quello fatto dagli austriaci che riescono a riportarsi nuovamente il doppio vantaggio, quello che sembrava ed era stato ridotto dalla Cortina con la marcatura di Cazzola, e faceva anche pensare a un Cortina decisamente diverso dopo il gol realizzato. Invece ancora un errore, questo ovviamente un errore individuale, come abbiamo detto, un po' così questo secondo tempo fatto di grandi gaff a livello tattico individuale. Vediamo se ce ne sarà ancora una a premiare magari il Cortina in questi minuti finali della seconda frazione. Ci prova Barnabò, chiuso sul nascere, la ripartenza subito, offside, qui c'era offside non fischiato, giramento di porta, arriva anche il 5-2, ma c'era un offside secondo me sul nascere di questa azione. Non ci sono le proteste ampezzane, forse ho visto io male. Marco De Filippo è sconfortato, va direttamente verso la panchina, va a cambiare. Sandro Lacedelli sarà pronto lui a entrare sul ghiaccio. Si è messa proprio malissimo questa partita Mario, poteva, quello che ci aspettavamo l'avevo appena detto, anche nella mia idea era di un match che potesse continuare su questa falsariga di botta-risposta, invece adesso le botte che sta dando il Salisburgo sono troppe, anche perché è un Cortina veramente disastroso a livello difensivo, e devo dire che da quando si è ostinato Mio Masca a giocare solo a 3 linee e 2 linee, i risultati sono stati anche questi. Sì, veramente un Cortina disastroso negli ultimi 5-6 minuti, un disastro dopo l'altro, un errore dopo l'altro, una fase difensiva praticamente assente. In questo caso anche l'attaccante austriaco ha preso il disco, ha circumnavigato la porta senza alcuna opposizione e tranquillamente ha depositato nella porta sguarnita. Veramente un bruttissimo Cortina in questo secondo periodo. Sì, in questi secondi 10 minuti soprattutto. Sì. Guarda, un'altra occasione qui al Salisburgo che probabilmente può andare ad infierire, andare a offendere ancora di più lo score e la partita. Ora c'è un giovanissimo Sandro Lacedelli che non ha niente da invidiare a livello di età agli avversari, è un classe 2001, ma è il suo primo, penso sia l'esordio per lui ufficiale in Alps Hockey League, e arriva così il suo momento di defiance mentale da parte di Marco De Filippo, che non abbiamo capito se è stato richiamato in panchina o sia stata una sua scelta dopo aver subito 3 gol così, e continua comunque anche io Masca a giocare con 3 linee e a spingere ancora sulla prima linea sul risultato di 6-3, un minuto al termine della seconda frazione. Sì, esordio sicuramente di Sandro Lancedelli, sottolineiamolo perché comunque il nostro in bocca al lupo va al giovane portiere ampezzano. Ancora un Charles Pietroniero molto attivo questa sera, uno dei pochi, sicuramente l'uomo migliore di Ampezzani, Charles Pietroniero, 2 gol, tanta qualità, purtroppo questa sera non condivisa sicuramente da Remi Giftopoulos, da un Cazzola che, come abbiamo detto, sta facendo di tutto e di più, anche spremuto fino all'osso per tante situazioni dove deve giocare prima linea, cambi, power play, penalty killing.
Ma io continuo a sostenere che in certe situazioni, come abbiamo visto nell'arco di questo campionato, la scelta tattica di impiegare così tanti giocatori alla fine non ha mai pagato. Abbiamo visto sempre comunque risultati negativi quando il Cortina, quando le scelte di coach Maacca sono state quelle di spingere con i suoi elementi di più, ma è comunque inevitabile quando fai giocare i tuoi uomini migliori così tanto tempo, non possono renderti la meglio migliore. E anche qui un altro break, Mario, lo seguiamo, occasionissima che c'è il recupero qui di Filippo Pietroniro. 3 contro 1, veramente fase difensiva del Cortina a livelli pessimi in questo momento. Attenzione, alto regalo qui, per fortuna manca solo 5 secondi ed è Cazzola bravo a recuperare, arriva una penalità, arriva l'offside, arriva solo un offside, arriva per fortuna la sirena, Sì. Veramente non abbiamo tanto altro da commentare in questa seconda frazione per decisioni, scelte, capacità veramente disastrosi, i secondi 10 minuti del secondo periodo che regalano un vantaggio che è quasi una mezza vittoria per il Salisburgo. Mario, io cedo la linea subito alla regia. Uno dei più brutti Cortina della stagione in 10 minuti. Esatto, bravo Mario, hai sintetizzato molto bene. Linea alla regia. (21:13) riprendiamo la linea allo Stadio Olimpico del Ghiaccio per la Hockey Night su hockeycortina.it. E da questo momento anche sulle frequenze di Cortina, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori per quanto riguarda le Hockey Night che vi offre Radio Cortina, sempre vicina all'hockey su ghiaccio, sempre vicina all'Afro Cortina. Anche questa sera, dove comunque le difficoltà ci sono state soprattutto nei secondi 10 minuti del secondo periodo, perché abbiamo raccontato del primo tempo dove il Cortina era sotto di 1-0, il Cortina che poi si è comportato decisamente meglio nei primi 10 minuti del periodo centrale fino ad arrivare sul 2-2, ma poi è stato veramente il carosello, il festival degli errori che ha consentito agli ospiti di arrivare a un risultato finora impresso sul tabellone. Risultato pesante dopo 40 minuti, molto difficile da recuperare, di 6-3. Sì, festival degli errori dal 10° minuto in poi del secondo periodo, individuali e di fase difensiva
che hanno portato praticamente a subire 4 reti nel giro di pochissimi minuti. Seguiamo, caro Luca, con affetto l'esordio stagionale di Sandro Lancedelli, che ha passato l'intervallo tra secondo e terzo periodo a riscaldarsi. E occhio al giovane ragazzo. Sì, è entrato a sostituire un frustrato, un deluso Marco De Filippo, che ha visto arrivare gol in pochi minuti da tutte le parti, ma non solo i gol, perché le occasioni del Salisburghesi si sono sprecate nella seconda parte del periodo centrale, quelle che ha potuto difendere lui, quelle che hanno sbagliato gli ospiti. Un Cortina che vince l'ingaggio, prova subito la conclusione cercando di ferire il portiere della nazionale under 20 tedesca Bugel, che è stato solo colpito diciamo in maniera evidente, forse su una indecisione sua, su errore, sul gol di Chad Pietoniro, quello che aveva regalato al Cortina il pareggio. Sì, forse unico errorino della serata del portiere tedesco che difende la squadra austriaca, per il resto solido e preciso. Cortina prova a spingere, reclama anche una penalità, non c'è però da parte degli arbitri l'intenzione di fischiare qualcosa di penalizzante nei confronti degli austriaci. Si gioca all'Olimpico, il risultato di 6-3, Cortina ovviamente adesso deve dar forza a tutto quello che può dare in questa restante parte del match per trovare ovviamente la via di riaprire prima il gioco sul ghiaccio e poi ovviamente cercare di recuperare le 3 marcature, ma deve cambiare l'atteggiamento, un atteggiamento che è sempre stato comunque sempre in discussione dopo i primi 2 minuti. Un Cortina che ha subito troppo la manovra offensiva del Salisburgo nel primo periodo, non è mai riuscita ad imprimere il proprio gioco o la propria aggressività, ha sempre comunque dovuto subire la manovra di un Salisburgo che poi ha anche cambiato forse tattica nel secondo tempo, anche favorita dai tanti errori degli Ampezzani, aspettando in zona neutra, andando proprio a cogliere gli errori della Cortina in quella fase di campo e andando a spingere in maniera immediata, aggressiva, rapida e veloce, e andando a trovare sempre delle situazioni, al di là di quelle fortunate dei diversi gol segnati dagli austriaci, anche situazioni dove si sono trovati tanti giocatori in possibilità di affrontare De Filippo su un 2-1, un 3-1 tante volte. Sì, fase difensiva veramente assente in quei minuti di sbandamento. Ovviamente le occasioni per gli austriaci sono fioccate. Emanuele Darker, il passaggio per Luca Zanatta in fase difensiva, ancora per il calatino Darker, da non confondere con l'omonimo più giovane Enrico, questa sera fuori dal line-up. Sbaglia qui Luca Zanatta, riprende poi il pack, riesce comunque a spostarlo verso la fase offensiva. Cortina che inizia questo secondo tempo, trascorsi neanche 2 minuti, in maniera sicuramente più decisa, anche Pancera vediamo sul ghiaccio questa sera, adesso in questo momento proprio al posto di un giocatore della terza che credo sia Tommaso Alverà. E anche Vallazza fa l'esordio in serata ed è anche al rientro dopo l'infortunio. Altra occasione qui, si difende bene Sandro Lacedelli, subito un applauso per lui, per la prima vera parata da esordio in Alps Hockey League. Sì, para, lascia il rebound e ripara e blocca. Bravo Sandro. Rivediamo la quarta linea sul ghiaccio ampezzana, quella ormai consolidata con Zanini, Cedelli, Faloppa e Alessandro Zanatta. Il tiro para ancora dalla blu, il tiro para ancora Sandro Lacedelli. Spingono gli austriaci nel terzo, non sono però precisi. Vallazza mette fuori. Vallazza credo abbia preso il posto di Cordiano in coppia con Mike Zanatta. Disco portato fuori, chiuso subito sul nascere però l'azione offensiva degli ampezzani, che hanno sì volontà ma ancora idee poco chiare. Guadagna il terzo, passaggio verso il centro, arriva la conclusione, arriva anche il gol. E c'è il gol, c'è il 7-3 del Salisburgo. Sì, ancora una volta troppo facile il lavoro per gli attaccanti austriaci, che entrano un po' come nel burro un coltello. Non ho visto bene dove sia passato il disco. Vediamo se le immagini ci aiuteranno. Vedo Vainonen che va a rincuorare il buon Sandro Lancedelli. Quinto buco, mi sa. In mezzo alle gambe colpito Sandro Lancedelli, mi pare dal replay proposto.
sta di fatto che Cortina adesso ora 7-3 inizia nella maniera peggiore possibile questa frazione che doveva essere, insomma, poteva iniziare e doveva iniziare in maniera decisamente diversa. Ancora troppo bravi gli avversari ad approfittare e a scambiarsi i pacchi in maniera rapida, veloce e precisa, senza troppe finezze, senza troppi ritardi sul trovare il compagno. Gli scambi sono rapidi, ogni giocatore è sempre vicino al proprio compagno e quindi questo ovviamente permette ai giocatori austriaci di giocare sempre costantemente in velocità. Eh sì, è un peccato perché tra l'altro abbiamo negli occhi la bella prestazione di martedì contro la capolista Lubiana, tutt'altro approccio, tutt'altro atteggiamento e concentrazione da parte del Cortina e degli Ampezzani, che veramente aveva concesso pochissimo. Cazzola, arriva il tiro alto sopra la traversa. Se ripenso alla partita di martedì con veramente 5-6 occasioni nel corso di tutta la partita per gli avversari, e se penso a quella di stasera con 5-6 occasioni solo negli ultimi 6 minuti del secondo periodo, veramente sembra di commentare un'altra squadra. Sì, dici bene caro Mario, un Cortina che ancora comunque sotto 7-3 deve subire ancora l'aggressività, ma qui ovviamente si dà modo ai giocatori austriaci di giocare così giovani ancora con più leggerezza e entusiasmo sul 7-3 senza avere assolutamente nessun timore reverenziale, perché il timore reverenziale ovviamente penso sia una delle prime cose che viene impartito a questa giovane truppa da non avere assolutamente, perché quello che riescono a imporre sul ghiaccio dimostra quale sia, come anche in questo caso, altra penalità per De Zanna. Ancora inferiorità numerica per il Cortina. Sì, piove sul bagnato. Credo sia addirittura la terza personale della serata di Ronny De Zanna. 5 minuti giocati, Cortina sotto 7-3, adesso c'è anche una penalità differita a favore della Salisburgo. Arbitro col braccio alzato da un bel po'. Para qui Sandro addirittura Cortina che non è riuscito a toccare il disco per una trentina di secondi, quindi power play che durerà i 2 minuti che inizieranno tra pochissimo, più questa azione che il Salisburgo è riuscito a creare. Sì, sarà molto difficile viste le circostanze, mancano 15 minuti al termine dei 60 regolamentari, Cortina è sotto di 7-3 e adesso deve subire anche un power play, direi che è peggio di così. Per pensare di poter recuperare una partita non ci sia sicuramente maniera di poter pensare al resto del match e forse già pensare a domani, una partita che sulla carta è molto più semplice contro il Linz, ma attenzione a non sottovalutare anche il Linz, non che questa partita sia stata sottovalutata, ma forse sotto un certo aspetto, sotto l'aspetto tattico è stato lasciato fare troppo agli austriaci. Gli austriaci che adesso provano a guadagnarsi il terzo e cercano di giocarlo in maniera anche elegante. Attenzione al contropiede, Filippo Tonino si attarda un po' nel passaggio a Cazzola, il tiro alle stelle, qui altra occasione per il Cortina, anche un fischio arbitrale per ovviamente il disco poi si infrange sulle reti di protezione. È difficile ancora pensare di crederci Mario, perché anche se la partita è aperta un paio di gol prima del decimo potrebbero effettivamente anche consentire al Cortina di sperare. È chiaro che è difficile trovare anche le parole giuste per pensare a un Cortina diverso nei prossimi minuti. Sì, ci sta ogni tanto la serata, no, in realtà questa sera il match era iniziato anche bene per gli ampezzani con subito 2 o 3 occasioni nei primissimi minuti. Dopodiché dominio austriaco sia nel primo periodo sia soprattutto nella seconda metà del secondo periodo. Cortina in 4 ancora, Cazzola cerca il tandem qui con Giftopoulos, arriva a Vainonen, vuole il pack Vainonen, però no, trova Cazzola largo esterno, non ha compagni, il buon Mike poi viene atterrato proprio da Lutz. La ripartenza degli austriaci che si cercano sempre tantissimo, trovano anche un varco, qui nessuno va a difendere, ancora un rischio clamoroso per la porta di Sandro Lancedelli, che si è trovato un uomo nello slot ancora nuovamente. Il Cortina gioca ancora in 4, ma ovviamente si era scomposta un po' la scatola per andare a cercare di forzare, ma non bisogna neanche regalare troppo. Giocano con una semplicità, tante volte veramente disarmante gli austriaci, di fronte alla staticità dei giocatori ampezzani che sono
sono veramente fermi sul ghiaccio. Guarda la scatola come si chiude davanti alla porta, non riesce a essere un po' più alta. Giftopoulos patina addirittura con solo una mano sulla stecca, ed ora va a liberare nel momento in cui per fortuna colpisce il portiere. C'è altra penalità adesso a Vainonen. Sì, Cortina e i giocatori che stanno perdendo un po' i nervi. Colpo di Vainonen in questo caso. Altri 2 minuti. Direi che il risultato sarebbe anche ipoteticamente recuperabile. Certo è che è proprio l'atteggiamento dei ragazzi sul ghiaccio che invece fanno pensare a tutt'altro. Se vuoi, caro Luca, andiamo a dare un'occhiata agli altri campi e posso dire il risultato dei nostri avversari di domani, con il Linz che sta perdendo 5-2 a Fassa al 15° del terzo tempo. Linz che era in vantaggio 2-1, giusto? Linz che era in vantaggio 2-1, corretto. 2-0 addirittura. Fine primo periodo, Linz avanti 2-0. Dopodiché rimonta Fassana. C'è qualche decisione da parte della quaterna arbitrale che non abbiamo ancora presentato questa sera. Penalità partita per Vainonen. Mosken e Egger hanno deciso così per il nuovo finlandese del Cortina. I suoi linemen sono il signor Piras e Slaviero. Penalità partita per Vainonen, va a scontare, anzi 5 più a penalità partita sicuro? Non so, Vainonen ha abbandonato il ghiaccio, quindi sì, 5 minuti di penalità partita, 5 più penalità partita a Vainonen. E anche qui chiedo scusa, forse anche Mario dovrà fare come me. Non abbiamo visto bene cosa abbia fatto il Finico, penso in balaustra. No, stavo seguendo l'azione, dopodiché fischio arbitrale, lo sguardo è tornato indietro, ma non ha fatto in tempo a vedere. Ho visto un giocatore austriaco a terra. Nervosismo sicuramente in questo caso da parte del finlandese. Un nervosismo dettato da molta frustrazione per così un match che forse ancora nel terzo tempo poteva essere gestito in maniera diversa da Ampezzani, invece con il gol del 7-3 e poi questo di nuovo diverse penalità stanno di nuovo compromettendo le possibilità di un Cortina di recuperare la partita. Adesso si giocherà il Cortina gioca in 4 contro 4, quindi una penalità anche agli austriaci. Sì, per i prossimi 3 minuti e poi Cortina sarà per i prossimi 2 minuti, poi Cortina sarà sotto a livello numerico. Altra penalità ai danni qui di Luca Zanatta. Anche questa penalità è assolutamente netta. Direi proprio di sì. Nervi saltati, cervello spento, gambe che non girano. Purtroppo è proprio un brutto Cortina, è anche difficile trovare qualcosa di positivo. Adesso si giocherà in 4 contro 3 e tra 1 minuto e 46 secondi si giocherà in 5 contro 3. Tre uomini sul ghiaccio che in questo caso sono Adami, Mike Zanatta e Phil Pietroniro. Mike Zanatta subito a allontanare il pack, raccoglie Bugel dietro la sua gabbia, prova subito la ripartenza ovviamente il Salisburgo con la solita rete fitta di passaggi precisi, addirittura subito andare a forzare. Altra penalità? No, c'è solo un uomo in area. La caratteristica poi di una squadra giovane, anche su 7-3, di non mollare un centimetro, di andare sempre a colpire, mai tirare in barca e diciamo far riposare. Continuano a girare i giocatori austriaci come hanno iniziato la partita. Ovviamente questo errore qua di Mike Zanatta che non riesce a liberare il pack, a regalare il disco ancora agli avversari che possono subito costruire il power play. Stifler, lo scambio sulla blu, l'accenno di passaggio all'interno, poi ancora lo scambio col suo uomo di riferimento, ancora Stifler, c'è lo switch, non so bene cosa fare del pack. Schweiger adesso per il compagno numero 5 dietro la gabbia, trattenuto un po' da Zanatta, bravo in un primo momento Adami, vediamo se riesce ad arrivare anche sulla seconda battuta. Troppo freschi, troppo brillanti gli austriaci che arrivano all'8-3 con Schweiger, proprio gol sotto l'incrocio, 8-3 a 12:02 del termine. Qui si può dire praticamente chiusa la partita. Vediamo cosa Ivo Masca adesso avrà intenzione di fare nei prossimi minuti, se continuare a far giocare la prima linea per sperare di tornare in
di conquistare il risultato, oppure semplicemente appunto a dare vinta la partita agli avversari che se la sono assolutamente guadagnata finora sull'8-3, direi ormai quasi archiviata. C'è da sperare ovviamente di andare quasi in doppia cifra. Mario, non vorrei essere troppo negativo, ma guarda, ci sono ancora 12 minuti da giocare e comunque ci sono i colori della maglia da difendere, quindi già 8 gol è un risultato disastroso. Bisogna comunque stringere i denti e tornare presenti sul ghiaccio, quantomeno combattere. Fischio arbitrale un po' troppo prematuro qui sul controllo del pack. Chiede scusa l'arbitro, infatti ha sbagliato, anche se c'è poco da protestare sull'8-3. In questo caso Sandro aveva coperto il disco per pochissimi istanti e giustamente l'aveva lasciato poi al suo difensore. L'arbitro ha fischiato troppo velocemente e ingaggio in zona offensiva del Salisburgo. Tutto da rifare face off. Andrea Moser, pack lanciato, lo vince Andrea. Filippo Toniro allontana il pack con una volea alta. Sì, anche questa giocata non ha molto senso. Marco Sanna va a prendersi questo pack di gran carriera, però alla fine deve desistere, devono recuperare i giocatori a Pezzani perché sono molto più veloci gli avversari che saltano qui in un primo momento. Filippo Toniro va a chiudere Cordiano sulla blu, passaggio esterno, quindi finisce fuori. Possono tornare a giocare adesso i giocatori estiaci in 5, il Cortina in 4 per i prossimi 3 minuti. Altra penalità ai danni del Cortina, in questo caso ai danni di Filippo credo forse il contrario. Credo ai danni del Salisburgo, su Phil Pietroniro. E non avevo più speranza. E se devo essere proprio onesto, questo fischio è molto molto generoso. Lo prendiamo ovviamente volentieri, ma molto generoso. C'è da aspettarsi un Cortina che ha sicuramente non il tempo sufficiente né la capacità questa sera di recuperare la partita, ma almeno di onorare i colori della maglia, di andare comunque a giocarsi gli ultimi 10 minuti dei 60 regolamentari con un po' di onore e cercare di non uscire con un passivo così pesante o di quello che poteva essere anche di più, perché visto che Salisburgo continua a giocare, continua ad avere anche i favori ovviamente dei power play, di situazioni numeriche a suo favore, quindi e vediamo anche da certe situazioni, certo non stanno aiutando molto Sandro Lancedelli in questo momento. Gioca in 4 contro 5, anzi 4 contro 4 in questo momento, poi Cortina avrà ancora qualche secondo di priorità. E comunque un Cortina e uno Masca che ancora tiene i suoi uomini più importanti sul ghiaccio praticamente a sconfitta ormai da archiviare. Vallazza che ha trovato l'impiego, proprio uno dei poi ha trovato l'impiego sul ghiaccio nel momento in cui altro fischio arbitrale. 6 uomini sul ghiaccio per gli austriaci. 6 uomini sarebbero addirittura 2 di troppo per entrambe le squadre, quindi 5, quindi sono uomini più in campo. In questo caso sì, 5 uomini sul ghiaccio per il Salisburgo. Cortina che protesta, correggimi se sbaglio caro Luca, perché il disco era del Cortina, non so se questo conti qualcosa e se il fischio doveva essere ritardato. Sì, hai e quindi ragione, le proteste Mario. del Cortina sono assolutamente giustificate. Il Cortina aveva chiaramente il disco nel terzo offensivo e così dal nulla è arrivato il fischio arbitrale. Molta confusione sul ghiaccio, non si capisce se si giocherà in 4. Sì, si giocherà in 4 contro 3. Cazzola vince l'ingaggio, disco ancora ovviamente con gli stessi uomini sul ghiaccio per un Rio Masca che crede ancora nella rimonta. Giftopoulos dietro la gabbia, completamente passaggio fuori tempo, fuori assolutamente ogni idea verso il centro dove non c'era nessuno nello slot. Luca Zanatta, si attardano i giocatori all'ingresso, adesso arrivano i suoi compagni. Luca Zanatta sulla blu per Filippo Soniro. Per Luca Zanatta lo scambio, il tiro di Phil parato da Bugel, disco deviato solo dalla sua pinza, ma bella parata anche qui, non è serata neanche per Filippo Soniro nel trovare un varco nella porta dell'estremo austriaco.
Sì, solito schema che libera il tiro Phil Pietroniro. Sì, in questo momento ormai dove potremo passare ovviamente per doveri di cronaca, dobbiamo ancora seguiamo questi ultimi 10 minuti del match, soprattutto questo power play ampezzano, ma potremo al termine di questo power play andare a vedere cosa accade negli altri stadi dove probabilmente è successo qualcosa di più interessante. Seguiamo il power play, Phil Pietroniro sulla blu per Giftopoulos. Lo scambio tra i due. Ho anche perso il conto dei secondi sul ghiaccio. Sbaglia ancora il passaggio Giftopoulos. Sono purtroppo giocate che non hanno più senso in una serata del genere. Contropiede adesso del Salisburgo, 2-1, ci sono Mike Zanatta. Il passaggio al centro, verso ancora, cerca ovviamente il compagno, perde il pack Phil Pietroniro, ancora Giftopoulos e Cazzola sul ghiaccio, ormai da 2 minuti abbondanti, non vanno a cambiare, non c'è il cambio, è ancora una Cortina che ovviamente si sta sfaldando di fronte a una Salisburgo che sta giocando, sta facendo girare le sue 4 linee sull'8-3, un Sandro Lacedelli che è l'ultimo baluardo rimasto, forse è l'unico positivo della serata questa sera. Sì, seguiamo con affetto l'esordio in campionato di Sandro Lancedelli, ovviamente non aiutato per nulla dai compagni in questo momento, si sta difendendo bene il giovane ampezzano. Ancora una parata qui di Sandro su tiro di austriaci, Mike Zanatta, Cortina gioca in 5, anzi si gioca in 5 contro 5, Ronny De Zanna, lo scarico verso Adami, l'ingresso nella blu. Deve fermarsi, aspettare movimenti lungo la linea blu, perde un po' di tempo, ovviamente sono aggressivi i giocatori avversari che ripartono con la bella giocata personale, non è Lutz, un giocatore che ha ancora con la griglia, quindi un classe sicuramente 2003. Sì, caro Luca, tantissimi minuti ovviamente sul ghiaccio della prima linea che ha segnato praticamente tutte le reti, ne ha anche subite tantissime, 4 credo gol. 4 se non sbaglio. Purtroppo però di contro aggiungo un altro brutto dato, cioè non ricordo un tiro verso lo specchio della porta austriaca da parte della seconda o della terza linea. E quindi il discorso cade sempre lì, purtroppo la prima gioca tanto, però se non crea la linea di Giftopoulos, Cazzola e Chad Pietroniro, il Cortina fa veramente molta fatica a costruire alternative in attacco o costruzioni di gioco che meritino questo appellativo. Sì, hai decisamente ragione Mario, anche se abbiamo visto una partita contro Lubiana dove sono stati piegati 4 blocchi con la giusta misura per arrivare a vincere un match all'overtime con determinazione, con voglia, con merito, assolutamente. Altra penalità di una stupidità infinita e anche abbastanza cattiva questa, scusate per le parole, però il nervosismo non può giustificare veramente un brutto fallo come questo. Le immagini rischia forse qualcosa anche qui. Il fallo è veramente brutto minuti, sull'8-3 a 6 minuti dalla fine. L'arbitro ha dato 5 minuti per colpo alla testa e devo dire che è giustissima. Questa penalità è giustissima perché è un fallo di una stupidità infinita. E il Cortina che giocherà altri 5 minuti con l'uomo in meno. Nervi totalmente saltati in questo caso a Phil Pietroniro e time out da parte della squadra austriaca. 6:30 al termine, time out chiesto dal Salisburgo sul risultato di 8-3. I 5 minuti a Phil Pietroniro, la penalità partita a Vainonen, ed è stata una partita dove comunque ovviamente queste penalità arrivano non da una sfida giocata, ancora che si cambia ovviamente, ancora Ivo Masca rimette 4 uomini diversi sul ghiaccio, tra cui Charles Pietroniro che comunque è tra i pochi a salvarsi da questa
debacle abbastanza imbarazzante sul ghiaccio dell'Olimpico. Ci duole dirlo, ma forse è questo che quello nel momento in cui manca di più questa sera il pubblico, come nei momenti di entusiasmo quando la squadra fa molto bene. Ci vuole la carica del pubblico anche in questa situazione. Qualche fischio da parte degli spalti potrebbe fare capire, potrebbe un attimino andare un attimino. Attenzione al break del Cortina, Adami lancia per Charles Pietoniro, vediamo se arriva l'hat-trick. Charles Pietoniro viene trattenuto, poi in qualche maniera secondo me poteva stare anche la penalità qui sul Chad, ma non arriva il fallo, non arriva la fischia arbitrale, arriva solo nel momento in cui la porta viene spostata. Mario? Sì, tira Chad, para il portiere, Chad Pietoniro non si ferma, va ancora a colpire il portiere, poteva starci la penalità, gli arbitri si mettono anche un po' una mano sulla coscienza. Il nervosismo, ripeto, in questo caso di punteggio può anche essere tra virgolette capito, però veramente troppe penalità che non hanno senso a 5 minuti dalla fine. No, anche per il risultato di 7-3 trovate una penalità partita, 5 minuti, 2 volte 5 minuti, quella prima appunto vai non è più per una partita, poi a Phil Pietoniro in una partita comunque già persa, insomma non è una sfida, potrebbe essere una sfida combattuta, lottata, dove i giocatori non si sono risparmiati, invece è proprio tutto il contrario purtroppo. Sì, mi avevi chiesto gli aggiornamenti dagli altri campi, andiamo a dare un'occhiata. L'Asiago asfalta il Lustenau per 7-1, direi che si prepara nel migliore dei modi per gara 1 di finale scudetto in programma martedì all'Odegar contro il Renon che invece è all'overtime, quindi sul 3-3, attenzione, cerca un numero incredibile il giocatore austriaco, Lutz. para Sandro Lancedelli, quindi sottolineiamo la parata di Sandro. Sì, gran parata qua sul numero di Lutz, che c'è il numero tra le gambe, ovviamente sposarsi il disco, bravo Sandro qui a ovviamente a parare ma anche a tacciare il giocatore sulla sua giocata bella, ovviamente anche per un portiere irriverente, diciamo così. Dicevo, Renon all'overtime 3-3 col Bregenzerwald. A Fassa è finita con la vittoria del Fassa per 5-2 contro gli avversari del Cortina di domani, il Linz. A Vipiteno, il Vipiteno è avanti 5-4 con il Kitzbühel a 1 minuto dalla fine. A Brunico all'inizio del terzo tempo Valpusteria e Klagenfurt sono sul 2-2 e a Lubiana alla fine del secondo tempo l'Olimpia è avanti 4-1 con il Feldkirch. Molto bene, grazie Mario. Ricordiamo domani ci saremo alle 19:30 per la sfida contro il Linz, non perdetevi ovviamente sui canali Rai e via dicendo. Ovviamente domani quella che sarà la cerimonia d'apertura dei mondiali di sci di Cortina, ovviamente un evento così un po' diciamo, scusa, stavo seguendo di nuovo delle immagini del ghiaccio, un evento che comunque resta mondiale, una grande partecipazione di media e tutto il resto. Purtroppo non ci sarà la possibilità di seguire la manifestazione di apertura, né quantomeno ovviamente tutta la manifestazione mondiale per i dovuti e conosciuti motivi, ma un evento che resta mondiale e la preparazione e tutto quello che è, diciamo, stato preparato qui a Cortina per rendere anche in un momento così storico a livello mondiale ancora una penalità per il Cortina. Ci mancava questo fischio a disco lontano. C'è un fuorigioco, arriva il fischio. E stavo dicendo Mario, comunque una Cortina che si è allestita, si è preparata in grande stile anche per domani per garantire solo per le immagini, solo per chi seguirà ovviamente l'evento dalle proprie TV, un evento veramente importante, quello dei mondiali di sci, che è stato ridotto nella sua forma per l'esclusione del pubblico, ma che resterà comunque e sarà un evento di fattura incredibilmente importante. Sì, sarà una vetrina splendida per la nostra Cortina d'Ampezzo, pronta, preparata. Nessuno meglio di Cortina poteva organizzare al meglio questi mondiali. Spiace ovviamente un sacco, sarebbero state 2 settimane incredibilmente belle di festa con i tifosi che sarebbero potuti arrivare da tutto il mondo. Così non sarà. Godiamoci lo spettacolo delle gare in televisione,
godiamoci lo spettacolo della nostra valle nelle splendide immagini che sicuramente verranno girate e regalate a tutto il mondo. Sì, sicuramente domani sarà uno spettacolo decisamente migliore di quello che abbiamo potuto assistere noi questa sera. Una partita di hockey, quindi si può vincere, si può perdere, lo sappiamo, e questo accade anche in una serata completamente negativa per quanto riguarda i colori ampezzani, i colori della città di Cortina. E anche da pensare che in una situazione normale, ovviamente di un campionato normale, senza le restrizioni per ovviamente la pandemia, avremmo avuto anche parecchia gente sugli spalti per quanto riguarda un evento che avrebbe portato ovviamente tanta gente a Cortina, che avrebbe potuto allietare così le proprie serate, condividendole anche qui allo Stadio Olimpico del Ghiaccio per seguire l'hockey sul ghiaccio della Alps Hockey League. E questo tutto non può accadere, ovviamente. Noi andiamo a seguire ancora un Cortina che trova un'altra penalità in questo terzo tempo, ovviamente poco e nulla da salvare in questa partita da parte del Cortina. Ho perso il conto, ennesima penalità ai danni del Cortina, che già sta giocando in 5 contro 4. Penalità adesso a Phil Pietroniro, il giocatore punito poco fa Davide Faloppa. Nervi saltati sotto ogni punto di vista, austriaci bastonati a destra e a sinistra in giro per il campo. Non è questo il Cortina che vogliamo vedere, non è questo l'atteggiamento corretto per far vedere noi siamo ancora qui, siamo ancora sul ghiaccio. Veramente credo che il Cortina abbia giocato più con gli uomini in meno che con la parità in questo terzo periodo. Sì. Adesso si giocherà in 5 contro 3. Tra gli ultimi 2 minuti del match, che mai avremmo voluto raccontarvi in questa maniera, ma andando anche a ricercare la quantità delle penalità subite dal Cortina, i minuti subiti dal Cortina finora, sono 41 i minuti di penalità subiti dal Cortina in questo match, e gran parte dei minuti sono arrivati proprio dopo il 10° del secondo tempo, per un Cortina che continua a subire e viene anche un po' sbeffeggiato dagli ospiti. E ricordo, non è mai bello essere così, un po' essere messi sotto, non solo l'aspetto numerico delle marcature, ma anche a livello proprio di gioco, di atteggiamento, da una squadra così forte, sì, ma comunque anche fatta di tanti giovani. D'altra parte c'è una squadra del Cortina che questa sera purtroppo non ha dimostrato neanche quello che ci aspettavamo, una reazione a livello proprio di orgoglio, diciamo così, di rispetto verso la gente che sta seguendo il match, perché in effetti è veramente una situazione disastrosa in questi ultimi minuti. Si rifarà domani Cortina sicuramente contro il Linz, ma non può essere altrimenti, quindi sicuramente domani la squadra ampezzana andrà ad affrontare un match sicuramente con un'altra attitudine e soprattutto con tanta rabbia dentro, una rabbia che questa sera è sfociata solo nelle penalità di frustrazione che hanno caratterizzato il resto della partita, e ancora per un Ivo Maasca sull'8-3 continua a mettere gli stessi uomini sul ghiaccio, Giftopoulos, Cazzola, quando invece c'è gente che è rimasta in panchina per lungo della partita, non ha visto ghiaccio, su un risultato ormai completamente acquisito dall'inizio del terzo tempo sul 7-3. Ancora il nostro allenatore purtroppo continua a spingere sulle stesse linee, e mi chiedo veramente perché, quale sia il motivo. Forse, non lo so, Mario, forse tu puoi aiutarmi, non riesco a capire quale sia l'intenzione del nostro allenatore. Non ho più parole a riguardo nemmeno io, voglio anche glissare sull'argomento, sono anche stufo di dire sempre le stesse cose. Sottolineo invece l'unico aspetto positivo della serata, che è l'esordio di Sandro Lancedelli, quindi tutto il nostro affetto, il nostro tifo va a Sandro, sperando che sia ovviamente solo la prima di una lunga serie di partite. Per lui solo 2 gol subiti, se vogliamo così, sono il parziale del terzo tempo. Forse quello sotto le gambe un po' sfortunato, per il resto gol praticamente giunto in powerplay, ma è superfluo dirlo perché il Cortina sta giocando con l'uomo in meno praticamente da una mezz'oretta ininterrotta, quindi Sandro è costantemente messo sotto pressione e si sta difendendo molto bene, quindi complimenti a lui, veramente unico aspetto positivo della serata. Dopodiché mancano solo 11 secondi e per fortuna potremo archiviare questo match e concentrarci da subito sulla partita di domani.
Arriva anche la sirena, arriva la fine di una pena che andava avanti da troppi secondi, troppi minuti per un Cortina che purtroppo è rimasto in partita fino a metà del match con il gol all'11-23 di Chad Pietonero che ha rimesso in parità l'esito dell'incontro, e poi è arrivata subito l'immediata marcatura dopo esattamente i 15 secondi di Thaler che ha dato il nuovo vantaggio, e da lì è stato un divenire di situazioni un pochino inenarrabili per l'arco dei restanti minuti della partita, soprattutto di situazioni che hanno dato la possibilità al Salisburgo di guadagnarsi questo match con ampio merito, purtroppo di fronte a una squadra che ha alzato bandiera bianca assolutamente troppo presto. Per la nostra telecronaca è tutto, ringrazio i nostri registi, i nostri cameraman, ci sentiamo e ci vediamo soprattutto domani sera qui all'Olimpico alle 19:30. Ciao a tutti!